di crescita del capitale umano e del tessuto sociale, con una riflessione, quella che vogliamo svolgere oggi insieme ai vari interlocutori che abbiamo chiamato al panel, che muove da esperienze di riferimento sviluppate qui in città e riferimenti internazionali che crescono e maturano da Parigi a Lisbona e a tanti altri luoghi. Ne parliamo per riflettere su un nuovo percorso che da un lato certamente presuppone la capacità di fare impresa e di far leva sull'innovazione, sulle tecnologie per crescere in una dimensione che è diventata sempre più competitiva, ma è un percorso che diventa interessante anche nel momento in cui quella crescita di impresa assume una valenza non solo imprenditoriale ed economica, ma assume una valenza sociale e si arricchisce nel tessuto in cui si muove, si arricchisce perché si fonda sulla connessione col talento dei giovani, con la creatività, con un investimento nella loro formazione e si sviluppa poi in una naturale continuità di sentire e di agire con i territori dove si innesta e le comunità che coinvolge. Ora, sull'artigianato non è certamente la prima volta che si riflette, ma credo che oggi ci siano presupposti nuovi e diversi che ci pongono la discussione su un piano forse più maturo. Da un lato c'è una storia di successo in questi ultimi anni che è stato un elemento di grande innovazione, Homo Faber, le due iniziative, abbiamo qui Alberto Cavalli che ce ne parlerà, che ha dato evidenza di una nuova dimensione, di un grande potenziale che la promozione e la valorizzazione di un settore può avere come effetto poi a seguire di ricaduta sulla vitalità di un intero settore, sul piano sia culturale sia economico, e dall'altro ha dato anche il senso che se guardiamo alle città e ai contesti urbani e guardiamo a quello che può succedere, succede a livello internazionale, questi percorsi di valorizzazione non hanno solo una ricaduta economica, ma di nuovo hanno anche un grande valore e forza di rigenerazione sul piano sociale e urbano. Quali sono gli elementi del percorso che stiamo immaginando e che poniamo di fatto alla discussione di oggi? Coinvolgono i soggetti, riguardano i soggetti che vogliamo chiamare in causa, le attività, i luoghi e la dimensione che gli vogliamo dare, che certamente ha una valenza locale, ma deve inquadrarsi in un contesto più ampio internazionale per acquisire forza e visibilità. Allora, partiamo dai soggetti. I soggetti sono necessariamente tutti i protagonisti naturali di questo percorso. I giovani, i giovanissimi, che possono essere interessati, che vogliamo interessare alla realtà dell'artigianato e del design come opportunità di crescita personale alternativa al mainstream, fatemi dire, quello che sono le big corporation e il sogno di tanti ragazzi che anche abbiamo all'università e che guardano non necessariamente con l'attenzione dovuta a altre dimensioni di crescita, oltre quelle che vengono proposte dalla narrazione appunto mainstream. Ci rivolgiamo ovviamente alle micro e piccole imprese che ancora non hanno formulato una proposta integrata e del tutto matura di crescita, che devono farlo per competere. Ci rivolgiamo alle imprese anche più strutturate che sono interessate a percorsi di formazione sui temi dell'innovazione e offrendo nuovi servizi, nuove opportunità di crescita, sia in termini di nuove professionalità che si possono sviluppare, nuove tecnologie da fruire, nuovi servizi di coworking, di scambio, di confronto, e poi infine, e non ultime, alle istituzioni. Per le nostre città in generale, valorizzare e consolidare queste realtà si qualifica come un'occasione di ricostruzione del tessuto sociale di intere aree che sono oggi depauperate e che possono, attraverso questa avventura, questo percorso, ritrovare una loro identità. E per Venezia in particolare, in questa condizione che caratterizza la città storica, in particolare che ha una perdita di residenzialità ed è caratterizzata da un'economia che, uso parole di Stefano, è estrattiva in certi modi, come opposto a generativa, ecco, l'artigianato può davvero ricostituire un elemento, un perno, un catalizzatore di crescita. Attraverso quali attività? Ecco, qui mi piace sottolineare una cosa che teniamo a
enfatizzare. È un incontro in cui parliamo di cose che sono anche già successe, cioè non stiamo parlando di cose, no, dei sogni o di immagini o di visioni, ovvero anche sì, ma consolidate, strutturate, che prendono il presupposto da esperienze che abbiamo fatto qui localmente, che ci sono come riferimenti internazionali da riprodurre, chiaramente riconfigurandole alle caratteristiche locali. E parlo, ho detto, di Homo Faber, ci diranno di Venice Original, poi abbiamo l'esperienza che abbiamo sviluppato con la Fondazione, con Upskill, di formazione, di innovazione, di accelerazione di impresa attraverso questo connubio tra formazione e impresa. E abbiamo le università con i loro percorsi, la loro dimensione internazionale. Allora è un percorso che ha 4 elementi fondanti: la ricerca, la formazione, l'accelerazione, che è un termine che normalmente si usa in un altro contesto e che però qui vediamo legato alla dinamica dell'artigianato, dell'alto artigianato, e la valorizzazione. La ricerca per capire dove andiamo, quali sono i trend, come muoversi, osservando e traendo conclusioni e suggestioni poi per gli indirizzi da prendere. La formazione come elemento trainante per guadagnare alla causa una nuova creatività, un nuovo talento, delle nuove generazioni, sapendole coinvolgere, attrarre, interessare gli ITS, gli istituti tecnici superiori, che sono parte del progetto Upskill, ma allo stesso modo l'università, e tutta una filiera anche delle scuole, non necessariamente superiori, cioè del terzo grado della formazione, ma già dai licei e dagli istituti professionali, sapendo appunto modificare e attualizzare, rendere moderni i metodi di apprendimento. L'accelerazione è di fatto l'esperimento condotto da Upskill, che è stato fatto qui e in molte altre realtà, ce ne parlerà Stefano sicuramente, e che promuove una modalità di fare impresa diversa, nuova, che sfrutta le tecnologie senza negare la tradizione, ma porta quella tradizione in una dimensione attualizzata, usando in maniera, diciamo, non sfruttando, ma fruendo della capacità innovativa dei ragazzi che vengono coinvolti, degli istituti tecnici superiori. E infine, non ultima, la valorizzazione, perché di tutto ciò va data una narrazione, va data evidenza della ricaduta che può avere e insomma abbiamo avuto, come dicevo, esempi importanti. Ecco, questi elementi esistono, li abbiamo sperimentati, chiaramente si devono consolidare e siamo qui tutto sommato a immaginare come possono consolidarsi e a immaginarci cosa dobbiamo fare perché si consolidino, e quello che dobbiamo fare è realisticamente, la proposizione che facciamo, il non detto, il sottostante di questo incontro è la costruzione di un ecosistema che consolidi quello che c'è e promuova poi un'offerta di servizi, un contesto sociale, urbano ed economico che accompagni lo sviluppo e lo renda completo. Dove? In quali luoghi? I luoghi del progetto, insomma, noi siamo interessati alla crescita di questa città, la città metropolitana. Certamente Venezia è un luogo iconico, no? dove un'operazione di questo tipo ha un significato particolarmente importante, sia per le difficoltà in cui per le difficoltà che la città vive dal punto di vista di questo settore, dello sviluppo di questo settore, e sia perché, come sappiamo, è un laboratorio che ha una visibilità internazionale. Dove in città? In città ne parleremo più tardi, però diciamo, è una città che può diventare un laboratorio. Abbiamo alcune aree di naturale interesse, una potrebbe essere l'area portuale di San Basilio, che è anche oggetto di progetti universitari di rivitalizzazione fondati su un nuovo modello di sostenibilità, però non ci sono solo luoghi puntuali, ma c'è anche la possibilità di una diffusione di queste realtà no? che rivitalizzano i quartieri. E naturalmente non c'è solo questo pezzo della città, ma c'è una città di terraferma che è altrettanto in grado di dare una risposta diversa, ma altrettanto importante a questo tipo di progettualità. Penso a Porto Marghera, penso al centro di Mestre, dove si raccolgono, no? C'è un tessuto sociale diverso, altrettanto ricco. Devo dire, l'esperienza che
ho vissuto personalmente, ringrazio Stefano per avermici portato a Parigi, dimostra come questo tipo di attività può estendersi in modo molto molto efficace anche nei luoghi più diversi, da Piazza dei Borgi a Parigi al 17° arrondissement. Insomma, non c'è una grande, c'è forse più distanza tra quei due luoghi di quanto ce ne sia tra il centro storico e Porto Marghera. E Parigi non è l'unico posto, insomma. E poi la dimensione internazionale, che insomma, dedichiamo sempre cose internazionali, perché? Perché evidentemente perché la formazione sia interessante per quelli a cui ci rivolgiamo e perché l'eco che noi riusciamo ad avere sia adeguato all'ambizione che abbiamo, beh, insomma, dobbiamo avere una cassa armonica, questo è il luogo dove comincia a risuonare, ma poi imparare dalle esperienze e avere partner internazionali evidentemente dà una dimensione che è quella che diciamo, è necessaria ed è utile allo svolgere il progetto e il percorso nel migliore dei modi. Mi avvio a chiudere per non rubarvi troppo tempo, però volevo darvi due dati per dare il senso del legame che c'è tra artigianato e residenzialità. È noto questo senso, però ho letto questo saggio di Confartigianato, Venezia, conoscerete Arifa Raffa, che al di là insomma, di tutto contiene tante cose, ma c'è una cosa che mi sembra interessante perché fa il punto che cerco di fare, no? Che sto facendo connessione tra rigenerazione urbana, residenzialità e artigianato. Ecco, la cosa che mi ha stupito di più di tutto quel saggio che ha tanti dati interessanti è la correlazione che c'è tra residenti e imprese artigiane. È veramente stupefacente ed è così sistematica che non può essere casuale, perché se guardiamo i dati il rapporto tra numero di residenti e numero di imprese artigiane, parlo del centro storico, al di là dei numeri assoluti che insomma vanno da 129.000 a 50.000 in 50 anni, la stessa, cioè si mantiene una proporzione che è il rapporto 1 a 20 con delle variazioni minime, 1 a 19, 1 a 21 tra il numero di residenti e il numero di artigiani. A sottolineare che i due elementi sono naturalmente intrecciati e vivono in simbiosi, mi viene da dire. E allora da questo e dalle idee che abbiamo voglio trarre un paio di considerazioni che poi offro alla discussione e poi lascio, è che da un lato che il rilancio dell'artigianato passa attraverso, a mio avviso, due elementi: il mantenimento di una comunità locale viva e realmente presente sul territorio e la capacità però del settore di innovarsi attraverso tecnologie e sapendo accogliere la creatività di forze nuove, i giovani, da formare, da far crescere in una filiera che inizia dalle scuole e conduce alla riscoperta di queste professioni, contribuendo anche a un ricambio generazionale che è necessario perché questo settore sia capace di rispondere in maniera nuova e diversa alle sfide che ha. Lo dico questo del coinvolgimento a tutti, soprattutto ai ragazzi che hanno partecipato e sono qui, in parte con noi, in parte sono online. L'artigianato è, loro lo sanno, ma lo dico più in generale, un luogo interessante, una via interessante di crescita personale. Oggi si parla un sacco, no, di innovazione digitale, di trasformazione digitale e tutti qui siamo consapevoli che diciamo, le leve della crescita, no, skyrocketing, crescita economica, no, quella vera, quella di dimensione internazionale, non è quella di cui discutiamo qui. L'artigianato svolge una funzione, ma se mi rivolgo ai ragazzi, se l'obiettivo è avere stipendi alti oppure partecipare al mainstream, allora insomma, sì, c'è GPT-3, c'è l'AI, l'intelligenza artificiale applicata all'industria militare o all'industria finanziaria. Lì ci sono capitali infiniti e investimenti enormi. Però se l'obiettivo che ci diamo, e non possiamo non darcelo, non è solo la rendita finanziaria e lo status economico, ma è la costruzione di un futuro sostenibile, ho detto la parola magica, beh, allora guardare agli obiettivi di cui discutiamo oggi e agli obiettivi di impatto, no, che ci possiamo porre anche in relazione all'impatto sociale che questi obiettivi hanno, diventa
importante se non prioritario, e non è un obiettivo che è meno ambizioso e nemmeno meno remunerativo, anzi. Grazie Presidente, grazie Michele. Beh, una relazione molto piena di contenuti, di punti da connettere, è un buon spunto per gli ospiti che saluto. L'assessore Elena Donazzan che ci ha raggiunto, prima di dare la parola all'assessore Venturini, l'assessore Sebastiano Costalonga, anche lui presente, e la prorettrice di Ca' Foscari Caterina Carpinato. Volevo anche leggere qualche riga delle lettere che il Presidente della Regione Veneto Zaia e del Sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti ha rivolto al Presidente, declinando l'invito per impegni istituzionali, ma Zaia esprime il suo plauso per la pianificazione di questo appuntamento, una vera e propria occasione per delineare in sinergia con il territorio iniziative e progettualità volte a valorizzare ulteriormente la profonda vocazione artigiana vantata da Venezia. Il Presidente parla ancora di un comparto attivo nella città lagunare che costituisce un'espressione indelebile dell'identità socio-economica della Gronda lagunare, riprendendo anche un po' le parole del Presidente Bugliesi prima. Dice ancora Zaia, la storica tradizione vetraria di Murano e la plurisecolare produzione dei merletti di Murano, oltre ad arricchire l'intero tessuto produttivo regionale, custodiscono infatti un bagaglio di saperi e conoscenze, parti integranti della nostra stessa storia. E conclude dicendo che le progettualità che oggi discuteremo sapranno non solo accogliere queste eccellenze, ma declinarne mediante un approccio sistemico perché capace di far interagire i principali stakeholders a pieno beneficio dell'intera comunità. E anche la sottosegretaria Frassinetti si congratula con la Fondazione per questo incontro e parla di un percorso da promuovere e da seguire perché vada sempre più a ridursi lo scollamento tra formazione, sviluppo delle competenze specifiche, esigenze dell'imprenditorialità in un'ottica di rilancio del comparto. Allora proseguiamo i nostri lavori. Prima di chiamare gli ospiti del panel do la parola all'assessore Simone Venturini, il Comune di Venezia. Sono giusto e grazie davvero per l'invito. Leggevo il titolo Venezia capitale del nuovo artigianato. Ultimamente molto spesso ricorre la parola, no, le parole Venezia capitale di qualcosa, Venezia capitale della sostenibilità, capitale dell'arte contemporanea durante certi momenti dell'anno, capitale del cinema, capitale del turismo, della bellezza, capitale internazionale. Insomma, Venezia è capitale di tante cose, forse anche di troppe, quindi rischiamo di essere un po' confusi dietro questi titoli. Però è la dimostrazione di come oggi a Venezia si stiano muovendo più cose di quelle che riusciamo a vedere e raccontare, di come ci siano alcune dinamiche in corso. Negli ultimi 2 anni il Covid ha fatto probabilmente smuovere qualcosa e poi sicuramente anche il tema della ricollocazione geografica di alcune operazioni, il tema anche di un riequilibrio anche internazionale di alcuni rapporti, il lavoro fatto da molti di voi, diciamocelo anche, insomma, ha fatto sì che Venezia in qualche modo oggi ospiti dei segnali interessanti su molti settori. E siamo lì, visto che insomma siamo in una sede della Fondazione di Venezia che vive anche di dividendi, è come quando un'azione per un po' fa così prima di andare o su o giù, no? E noi siamo proprio lì in questo momento in cui vediamo tante cose che si stanno muovendo, anche in maniera molto così frenetica, alle volte non riusciamo a collocarle tutte in un unico disegno, ma a un certo punto dobbiamo capire che direzione prende. E può prendere una direzione insomma positiva, oppure può prendere una direzione anche insomma in cui tutte queste cose, se non coltivate, se non aiutate, rischiano poi di non sbocciare. Allora scherzavo prima con il professor Micelli che insomma 9 anni fa ho avuto in regalo il suo libro tramite fratello ed era Futuro Artigiano, no? Ed era una voce nel deserto che raccontava queste cose molto legate anche alla dimensione veneta, per dirlo, non solo sulla dimensione veneziana, e molto legata anche all'aggancio all'industria e tutta una serie di altre riflessioni molto moderne. E oggi ci troviamo insomma qui a parlare del nuovo artigianato, no? Quindi il tema del futuro, del nuovo. È evidente che i tempi sono diversi, è evidente che ormai molti si sono convinti di come l'artigianato possa essere un driver importante anche dell'economia e dell'economia italiana in particolare,
Ed è giusto ed è bello che insomma a Venezia si riesca e si discuta di queste nuove forme di artigianato e dell'indotto economico che queste possono garantire alla città. Più in generale però tutto questo Venezia capitale di qualcosa può essere in qualche modo ricondotta a un'altra grande parola che fa un po' la sintesi di tutte, che è Venezia capitale della complessità. Tutti questi fattori che stiamo discutendo hanno come denominatore comune la complessità. L'artigianato è complesso per definizione, è un lavoro di ore, di giorni, di ricerca, di esperienza, di manualità che si acquisisce. L'arte contemporanea, così come l'arte insomma più in generale, è un lavoro di complessità. La sostenibilità è complessità, perché non vuol dire solo piantare alberi, è molto diverso il ragionamento sulla sostenibilità e coinvolge la ricerca, i processi produttivi, ne parlavamo ieri con l'assessore Donazzan poco distanti da qua. Quindi la complessità come nuovo modo di interpretare la nostra città. Capire che Venezia è una città complessa e anche la dimensione metropolitana è complessa perché è molto diversa, è molto articolata, vive delle sfide completamente diverse da altri territori, ma è la complessità anche la chiave del successo possibile di Venezia e del suo futuro. In un mondo che in qualche modo per anni ci ha raccontato che dobbiamo ipersemplificare tutto deve essere ricondotto a 20 secondi o 15 in un TikTok se no non ti seguono i giovani, noi proviamo oggi, grazie al vostro lavoro, a dire il contrario. Insomma, il lavoro di Homo Faber, il lavoro di Venice Original, il lavoro degli Amici di Venezia da Vivere, il lavoro dell'esperienza di Orsoni, Bevilacqua, Lunardelli, il lavoro della Fondazione, il racconto di Michela, della Confartigianato, vanno in direzione opposta. Dicono che è nella complessità che ci possono essere maggiori soddisfazioni, che il futuro di Venezia può essere legato alla complessità. Ovviamente la complessità va capita, va spiegata, è più difficile. E il lavoro che state facendo non è solo di costruzione di qualcosa in loco qui, che è assolutamente importante, ma altrettanto importante è spiegarlo al mondo. Il rischio di fare le cose e non raccontarle è pari a quello di non farle, per un politico ancora di più, insomma, quindi, insomma, ma anche per chi fa le cose. Allora anche la chiave comunicativa con cui raccontiamo questa nuova Venezia dopo Covid, dopo guerra, dopo l'invasione della massificazione, della mercificazione di parti dell'economia, sta proprio nella capacità di raccontare questa complessità, uscire dall'autocommiserazione, perché il racconto dell'artigiano in via di estinzione, in un sottoscala buio e tetro e polveroso, non ha fatto bene all'artigianato, non ha fatto bene alla città. Così come il racconto di una città decadente, morta, morente, non è assolutamente veritiero. Peraltro, oggi Venezia è una delle città più vive in termini di iniziative culturali, di processi di trasformazione in corso. Certo, ci sono dei problemi che vanno affrontati, che vanno scomposti, che vanno analizzati. Alcuni li stiamo affrontando, altri non sono nelle nostre mani perché sono nelle mani di altri livelli, però il lavoro con l'assessore Costalonga, anche di revisione di alcune normative regolamentari per impedire che in ogni luogo aprano intimissimi o pizza al taglio, è un lavoro che stiamo facendo nonostante la normativa nazionale in tal senso non aiuti. Il lavoro anche di riequilibrio dei bandi sulla residenza, che è il grande tema di Venezia, che ci hanno per anni insomma accompagnato, di decidere che parte del patrimonio abitativo pubblico non può essere solo concesso a ISEE 0 o alle fasce più in povertà della popolazione, ma vanno invece date possibilità di vita in città anche al ceto medio lavoratore, in particolare in centro storico, sembrava un tabù, stiamo provando a farlo, insomma sono 180 le case assegnate a redditi medi, medio-bassi, agganciati alla professione lavorativa, all'idea che il ceto lavoratore debba poter vivere a Venezia, anche se ideologicamente non fa gioco, perché è chiaro che l'immagine è che le case vanno agli ISEE 0, a chi dichiara 0, o a chi ha grandi povertà. Certo, parte del patrimonio va a quello, parte del patrimonio va anche agganciato a un ceto medio produttivo che altrimenti va a vivere fuori, quello che è successo insomma negli ultimi 40 anni, e ovviamente poi le famiglie la mette a Sua Marcon, Quarto d'Altino, perché oggi Venezia non ha un tema di spopolamento, cioè carovane di persone che escono dalla città in assenza di persone che entrano, ha un tema di natalità, cioè tutte le persone che stanno in qualche modo i meno sull'anagrafe, perché mentre l'esodo è in qualche modo mitigato dagli nuovi ingressi, il saldo è più o meno neutro, poi cambia di mese in mese, il tema vero sono le mortalità, cioè le persone sono anziane e muoiono.
e la famiglia, il figlio, il nipote abita a Marcon, Quartodaltino, Milano, Roma, perché 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa si sono trasferiti a vivere dalle altre parti. Allora, tante cose vuol dire costruire complessità, vuol dire uscire anche dalla retorica, uscire dai luoghi comuni, uscire dai cliché, uscire dal lamento, che a Venezia insomma è particolarmente di moda, e provare ciascuno di noi a ingaggiarsi e capire come declinare meglio in questa chiave tutte le nostre azioni. Su questo il lavoro della Fondazione è importantissimo e la ringrazio, così come l'esperienza delle persone che prenderanno parte a questa tavola rotonda è ancora più interessante. Penso all'operazione Homo Faber, penso al lavoro delle università, insomma, il rettore Ferlenga, penso appunto a chi Profeta in Patria ha raccontato queste cose qualche anno fa. Quindi insomma ci sono degli elementi importanti, delle teste pensanti. L'appello è riuscire a fare un po' più di squadra, a uscire dalla ipersemplificazione e lavorare anche per dare alle nuove generazioni, che non sono i ventenni, ma sono i quindicenni, dodicenni, tredicenni, qui vedo Gloria Rogliani che fa un lavoro educativo pazzesco, l'idea che è nella complessità che c'è la maggior soddisfazione, che l'artigianato non è quello che ci hanno raccontato negli ultimi 20 anni, un lavoro che non è alla pari del laureato, un lavoro che non è alla pari del medico, posto che ci sono artigiani iperlaureati, che non è un lavoro da scegliere, ma è eventualmente un ripiego se dopo non riesci o se vai male a scuola ti butti sulle professioni manuali, è tutt'altro, è la magia, è la complessità, è il racconto. Aver portato Homo Faber, insomma, quegli artigiani, che alcuni per la loro importanza secondo me viaggiano sotto scorta, cioè quello di Cartier che fa le pietre, penso che non lo facciano uscire di casa perché morto lui è un problema trovarne altri. Ecco, raccontare invece la magia di questo mondo è tanto importante quanto poi assecondare e aiutare tutto quello che nasce, perché i danni fatti da un certo racconto per cui chi va male a scuola deve fare le scuole tecniche, deve fare per forza professioni manuali, è sbagliatissimo. Oggi l'artigianato, peraltro, si lega tantissimo al mondo dell'università, dell'iperricerca, dell'informatica, cioè il talento artigiano è un talento a tutto tondo e coinvolge sicuramente anche moltissimo tantissime altre dimensioni. Quindi ecco, tanto lavoro da fare, però diamoci anche con oggettività una pacca sulla spalla dicendo che ci sono dei segnali molto importanti che vanno assecondati, guidati e iperaccompagnati. Su questo ovviamente il lavoro non può farlo unicamente l'amministrazione comunale, anzi deve fare molto sicuramente, ma deve essere proprio un moto collettivo di comunità che capisce gli errori fatti nel passato, intravede i vantaggi di queste nuove prospettive e le coltiva insieme. Grazie. Grazie Assessore. Sì, no, l'ho riaggiustato. Grazie all'Assessore Venturini. Beh, sì, ha parlato molto di politiche, che è il modo più alto di fare politica, cioè di indirizzare, orientare, accompagnare la società civile nel suo percorso. Cominciamo il nostro dibattito per entrare un po' nel merito. Invito qui Alberto Cavalli, direttore della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Alberto Ferlenga, presidente della Fondazione IUAV, Matteo Masat, direttore della Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia, Stefano Micelli, Università di Ca' Foscari, presidente esecutivo di Upskill 4.0 e Michele Scibiglia, presidente CNA, Michela. Se no, sono anche, prego, sono anche poche in questo panel, le donne finiremo sicuramente a essere rimproverati, Michele, però no, poi c'è l'assessore. Diciamo. Cominciamo con Alberto Cavalli. È stato citato più volte Homo Faber, ha una bella esperienza anche professionale, collega che si occupa di relazioni pubbliche e comunicazione e non solo. Quali sono i risultati che ha registrato quest'ultima edizione di Homo Faber? Homo Faber nasce dall'intuizione di Johann Rupert e Franco Cologni che decidono di celebrare, raccontare, valorizzare tutto ciò che le mani delle donne e degli uomini sanno fare e sapranno sempre fare meglio di qualunque macchina, non per mettersi in contrapposizione o in contrasto con la tecnologia, al contrario, per aprire nuovi scenari di dialogo, ma anche per sottolineare l'importanza del fattore umano nella trasformazione creativa e consapevole della materia. È un tema che evidentemente ha toccato
il cuore e l'interesse di tanti. La seconda edizione, che ha avuto luogo dal 10 aprile al 1 maggio del 2022 alla Fondazione Giorgio Cini, ha ricevuto 55.000 visitatori. È un numero di cui sono sicuro perché c'era un biglietto d'ingresso quest'anno, li abbiamo contati. 55.000 visitatori in poco più di 3 settimane. I numeri sono importanti perché sono oggettivi e sono un riscontro sicuro. Oltre ai numeri però c'è un altro dato che mi permetto di anticipare ed è quella sorta di scintilla, di, oserei dire, felicità, benché la felicità non sia misurabile, che vedevo negli occhi dei visitatori quando al termine della giornata si salivano sul vaporetto, sulla navetta, per tornare alle loro case. Una felicità che nasce dall'incontro con qualche cosa di autentico, di inclusivo e che apre una speranza per il futuro che vede la centralità dell'essere umano con i suoi talenti, ma anche con i suoi sogni, che gli artigiani, oggi come ieri e soprattutto come domani, sono in grado di intercettare, di interpretare e di trasformare in un oggetto che noi non chiamiamo una cosa, nessuno dice cose di lusso, diciamo beni di lusso. Nel mondo dell'artigianato non tutto è lusso, ma tutto è un bene. E grazie al cielo la lingua italiana è abbastanza sfumata da permetterci di riconoscere la differenza tra un bene e una cosa. Bene, grazie. Interessante questo concetto di bene. Professor Ferlenga, di beni, insomma, la sua università se ne occupa ampiamente e credo che il ruolo che lo io avevo avuto sempre, io mi ricordo, facevo il giornalista negli anni '80 e il ruolo che aveva già l'università nel contributo allo sviluppo sociale intrecciato a quello urbanistico era già importante. Ecco, come vede lei questo tema del nuovo artigianato? Ma, il tema è fondamentale per molti aspetti che sono legati anche per gran parte al tema più vasto della complessità di cui parlava l'assessore prima, perché la complessità è qualcosa che riguarda il nostro tempo, ci siamo in ogni luogo e in ogni aspetto. Però noi abbiamo una particolare capacità, l'abbiamo sempre avuta da molti punti di vista nel nostro paese, di interpretarla, o quantomeno di trovare una serie di scorciatoie per cui la complessità non produce immobilismo, non produce confusione, ma in qualche misura si indirizza attraverso i suoi vari aspetti. Ora, lo UAV è stato uno degli interpreti, ha fatto tante cose, ma non tocca a me dirlo, ma è stato uno degli interpreti in Italia, il primo interprete in Italia di una questione fondamentale, che è quello sfondo non nominato di cui noi stiamo parlando tutti, cioè l'artigianato si pone in spazi, si colloca in luoghi, è molto legato a spazi e luoghi, poi ne parleremo anche, immagino. Ma quello sfondo che può avere un effetto moltiplicatore, che è la città, con le sue differenze e le sue complessità, è qualcosa che va continuamente letto, continuamente interpretato. Non è qualcosa che rimane uguale. E non rimane uguale neanche quando sembra che rimanga uguale. Venezia, caso tipico. Al di là dei turisti, eccetera, certo uno potrebbe dire che l'aspetto della città è un aspetto che sostanzialmente è rimasto uguale nel tempo, perché è stato conservato, preservato e così via. Chiunque la studi sa che questa città oggi è totalmente diversa dalla città di 50 anni fa. Però le letture sulla città fisica, si sono interrotte 50 anni fa. Questo è bene saperlo perché a Venezia, nelle scuole veneziane, nello UAV in particolare, è nata una scienza particolare, tra l'altro per opera di architetti che non erano neanche veneziani, uno che è sconosciuto, era credo ai più, che è Saverio Muratori, che ha inventato un modo di leggere la città che ha lasciato a questa città e poi per diffusione a quasi tutte le città italiane il più alto patrimonio al mondo di letture della parte formale della città, che è quella parte che ha delle sue dinamiche. Cioè non è che può essere letta con dati economici, con dati sociali. Certo, i dati sociali e economici trasmettono una parte, ma c'è una complessità, appunto, che richiede strumentazioni particolari. Ecco, poi ne parleremo magari. Il tema di cui stiamo parlando, cioè il nuovo artigianato, ha proprio nella caratterizzazione, nelle differenze che alcuni spazi, in particolar modo parliamo di quelli veneziani, pongono un possibile elemento di moltiplicazione. Molto forte, che riguarda la qualità dello spazio, la concatenazione dello spazio, il rapporto fra vita e lavoro, riguarda quel che c'è attorno allo spazio.
Allora credo che questo sia un tema importante di cui parleremo, cioè che questo sfondo non è la scenografia teatrale attorno delle vicende che hanno delle proprie... No, è qualche cosa che può rendere o meno, può moltiplicare o meno il senso di quello che si fa. E in questo rapporto tra nuovo artigianato e spazi in cui si potrebbe collocare, lì c'è una chiave di differenza fondamentale. Grazie, grazie. Sì, poi torneremo al tema degli spazi che per Venezia sono stati forse più vissuti come un limite che come un vantaggio. Matteo Masat, è stato citato anche lo studio della Confartigianato, ci dà qualche numero? La fotografiamo questa realtà di Venezia e dell'area metropolitana? Beh sì, è facile abbastanza fotografarla, se ne parla spesso di questi numeri che calano. Purtroppo non è una narrazione che mi piace, questa dei numeri che calano. Giustamente l'assessore diceva prima, non bisogna piangersi addosso questa cosa, abbiamo narrato molto male e ne faccio anche una colpa riguardo l'artigianato. Quindi sì, i numeri stanno calando, sono legati, come diceva il Presidente, alla popolazione, alla residenzialità. L'artigianato è residenzialità e la residenzialità è artigianato. I numeri che diceva prima il Presidente sono assolutamente veri, c'è un rapporto continuo con questo, ma c'è anche da dire la cosa inversa, cioè ricordiamo che il comparto dell'artigianato vede i 2/3 dei propri impiegati vivere la città, cioè vivere in città, abitare la città, essere residenti. Nessun altro comparto può vantare questo tipo di numeri, se è un vanto, voglio dire. Però questo spiega molto come la correlazione è bionivoca, insomma, è città residenzialità verso artigianato e viceversa. Io credo che dove ci sia una residenzialità e un rapporto di spazi corretto e un uso corretto è l'unico terreno fertile dove il seme dell'artigianato cresce spontaneamente. E questo ce lo siamo un po' dimenticati su Venezia. Su Venezia sono cambiati degli equilibri, l'abbiamo detto 1000 volte, e questo terreno fertile non è più così fertile. La gente si sposta, si è spostata molto negli anni passati, abbiamo un grosso problema con l'artigianato dei passaggi generazionali anche dovuti a questo motivo, perché i figli si sono trasferiti, perché l'artigianato non è stato così attrattivo e lì l'abbiamo forse raccontato male, le stanzette buie, i garage dove lavorano, in realtà c'è un artigianato, oltre quello meraviglioso raccontato da Homo Faber, che forse la punta di diamante di questo artigianato, c'è un artigianato, anche quello che vivo tutti i giorni con l'edilizia, il comparto casa, gli impiantisti, piuttosto tutto quello che fa parte dell'artigianato, che raccontiamo male, perché il nuovo artigianato c'è anche lì, c'è tantissima innovazione, c'è digitalizzazione, anche in questi comparti, ci sono innovazioni importanti, ci sono i droni nell'edilizia, ci sono le realtà virtuali, quindi tutte cose che possono anche attirare i giovani, gli studenti verso questo mondo, che comunque si sta spopolando, soprattutto. Grazie. Applauso. È certamente un tema di narrazione. Se pensiamo, se un figlio ci avesse detto voglio fare il cuoco 20 anni fa, gli avresti detto ah no, per carità, fai un altro mestiere. Oggi se ti dicono voglio fare il cuoco, diventerai un grande chef magari della bottega sotto casa, però non c'è più questo limite, diciamo così, culturale. Che rimane invece per tanti altri mestieri. Lo dicevo all'inizio, questo spopolamento non è solo dell'area veneziana, è italiano, soprattutto dei mestieri più tradizionali, certo un po' sostituiti anche da un artigianato innovativo che comunque no, si mantiene nel progetto Saudi 2030, questo progetto enorme di ricostruzione, diciamo, dello Stato dell'Arabia Saudita. C'è un capitolo su come fare le PMI e stanno copiando all'Italia, quindi certo non sono solo artigianali, perché c'è anche industriali, PMI, però il modello italiano continua a essere un modello molto, molto importante. Passerei la parola a Stefano Micelli. Quindi il tema è certamente culturale e di questo ci riporta al tema scuola, no? Al tema formazione, al tema ITS, che adesso sono entrati nel PNRR, speriamo che qualche soldo arrivi per riqualificarli, ma forse bisogna fare anche un cambio culturale nelle famiglie prima di tutto. E su questo tema cosa vuoi dirci? Innanzitutto ci tengo a dire che sono contento
per i motivi che diceva prima Simone Venturini. Io ho dedicato diversi anni a questo tema e ringrazio il Presidente Bugliesi perché quest'idea di costruire uno dei capitoli di questo importante piano che la Fondazione ha messo a punto per rimettere in moto alcuni aspetti della città, il fatto che uno di questi capitoli sia dedicato proprio al tema di un artigianato che guarda al futuro mi ha onestamente messo molto di buon umore. Devo dire che sono quelle cose per cui si lavora a lungo, con pazienza e con determinazione. Proprio perché si parla di un artigianato che guarda al futuro, è fondamentale immaginare il coinvolgimento di giovani capaci di trasmettere, proporre, introdurre nuove tecnologie, nuove visioni, nuove competenze. Noi non possiamo permetterci, per mille motivi, non possiamo permetterci uno sguardo retrospettivo, possiamo magari riflettere su quello che avevamo fino a pochi anni fa, ma i numeri ci dicono che il problema non è solo un problema di comunicazione, c'è un problema di comunicazione, c'è anche un problema oggettivamente demografico. Quando sono nato io, a metà degli anni 60 nasceva 1 milione di bambini, quando sono nati i miei figli ne nasceva 500.000, 550.000 nel 2000, l'altro anno sono nati 400.000 bambini, quindi c'è anche un problema proprio di numeri, di consistenza, di classe. Dovete sempre immaginare che quando sono andato all'università io, quando siamo andati all'università io e Michele Bugliesi, andavano all'università 100.000 persone, adesso ne vanno ogni anno 300.000, quindi c'è tutto un problema di ripensare numericamente le classi e le corti che poi ripopolano anche questi mestieri. Ripeto, non è solo un problema di comunicazione, è un problema invece di ricomporre determinate competenze con un patrimonio di saperi che il mondo ci invidia. Io ieri ero a questo progetto di rigenerazione urbana per Ca' Foscari a Lisbona proprio e sentivo anche con un certo compiacimento il fatto che alcuni progettisti di Malmo diciamo, di questo polo danese stavano recuperando per l'ennesima volta le tecniche con cui a Venezia si gestiva l'acqua potabile in una città difficile dal punto di vista dell'accesso all'acqua. E dicevano c'è un tesoro a Venezia di know-how, di competenze che se noi potessimo fare nostro, magari mettendoci un po' di tecnologia, potrebbe essere, lo dicevano da un punto di vista molto high tech, dicevano, potrebbe essere una delle frontiere da esplorare. Ecco, io vi ripropongo questo esempio perché sotto il nostro naso abbiamo un patrimonio enorme di saperi, a condizione che questo patrimonio venga in qualche modo reinterpretato. Il progetto Upskill è stato questo. Il progetto è stato questo perché noi a fronte di un asset, di una risorsa di cui la mia generazione fa ancora fatica a vedere il valore, a fronte di questo patrimonio abbiamo, come dire, costruito un ponte virtuoso con dei giovani che io vedo, non vedo perché sono anche miope, ma sono là, adesso li vedo. E sono giovani che vengono a visitare le nostre aziende, che scoprono una Venezia originale, interessante e che contribuiscono a questo patrimonio straordinario che abbiamo, portando le tecnologie del 4.0, la realtà aumentata, le cose che venivano dette. In alcuni casi su un'artigianalità più classica da Homo Faber, in altri su un'artigianalità più rivolta alla sostenibilità, abbiamo dei bellissimi casi di moda sostenibile, in altri casi di progetti che potrebbero diventare anche industria o piccola industria, insomma, su una serialità più significativa. Questo mi sembra essere lo sforzo a cui siamo chiamati e in questo Venezia non è semplicemente specialità, unicità, ma è riferimento per l'Italia. Io ritorno, e qui chiudo, ma ai temi di Homo Faber. Adesso non voglio fare pubblicità ad Alberto Cavalli, ma non è che Homo Faber nasca così, perché tra l'altro ho contribuito anch'io un pochino, ma non è che sia nato per un'intuizione sporadica, no? Dall'intelligenza, no.
È nato da un lungo percorso intellettuale di riflessione, di ragionamento, che aveva queste premesse, poi ci siamo allineati. Ecco, la scelta di Venezia non è stata una scelta a caso, è stata la scelta di un luogo che poteva riverberare, che poteva promuovere, poteva illuminare tante altre realtà che hanno, magari non come Venezia, ma insomma, che hanno un deposito, hanno un patrimonio di conoscenze e competenze e che opportunamente attivate, queste risorse, queste conoscenze, possono diventare economia e socialità, qualità della vita, come ha detto prima Michele Bugliesi e come ha ripetuto Simone Venturini, rete di relazioni, una dinamica sociale oltre che economica. L'abbiamo fatto a Venezia perché Venezia illumina, perché Venezia riverbera, perché fa la cassa di risonanza, ma crediamo che da qua questo progetto possa, come dire, promuovere un'idea diversa di sviluppo, di crescita e di socialità a cui siamo molto, molto legati. Ci sono una serie di elementi, figuriamoci, lo spazio, prima veniva citato il caso di Parigi, il caso di Lisbona, di Londra, di Barcellona, ce ne sono tantissimi ormai di questi casi. Abbiamo diverse realtà, abbiamo anche ad allargare il novero delle aziende. Ecco, però il senso è questo, cioè da Venezia possiamo raccontare una storia che parla di un ponte fra un patrimonio e un'idea di innovazione che si fa design, che si fa bellezza, che si fa tecnologia e che propone un'idea di vita, di economia, di società che ci sta molto a cuore. Grazie. Michela Scibiglia, ma l'artigiano ha bisogno di un aiuto in più rispetto all'altra impresa, e in particolare l'artigiano di quest'area territoriale? Beh, dopo tutti questi discorsi mi chiedo che cosa stiamo intendendo per artigianato o meglio per artigiani. Molto spesso, per esempio, Micelli lavora molto sul saper fare all'interno delle aziende, con dei numeri e delle capacità anche di centri ricerche, di attrazione eccezionali. Cavalli sulle eccellenze magnifiche, tutto fa veramente molto bene. L'artigiano è anche però manutenzione, l'artigiano è anche lavori magari più umili, però straordinari e che ci migliorano la vita in maniera, diciamo, a Venezia è fondamentale avere artigiani, Venezia è tutta su misura e senza gli artigiani proprio non funziona. Perciò, come è stato i grandi chef hanno portato su tutto il racconto, questi progetti come Upskill e sicuramente Homo Faber danno uno straordinario contributo. Dall'altra parte però, vivendo la città, molto spesso mi rendo conto che il sogno di molti ragazzi è che anche saper fare l'artigiano, diventa un hobby. Non riescono a uscire dal lobbismo perché ci sono problemi di spazi, di burocrazia esagerata, gli artigiani fanno rumore, sporco. Allora forse in questa città veramente dobbiamo prendere in mano il problema degli spazi e anche della straordinaria tradizione che abbiamo che rischiamo di perdere. Giustamente, come dicevano, ci invidiano, tutto il mondo ci vuole studiare e ci invidia. Vengono qui, sono più gli studenti che dall'estero vengono qui a lavorare a quattro mani con i nostri artigiani e poi scappano via. I nostri figli scappano via, per cui già abbiamo i numeri bassi, in più li facciamo scappare. Ecco, bisogna un po' disinnescare questo meccanismo. E non c'è solo l'investimento facile su Venezia. Questi sicuramente sono investimenti più lunghi, ma neanche tanto più lunghi, cioè 2 spazi solo. L'Arsenale, che mi sta molto a cuore, perché sicuramente la filiera della marineria tradizionale del legno è quella su cui più contare in assoluto a Venezia per vedere l'acqua come una possibilità e non un limite, come rischiamo invece che sia se parliamo solo di trasporti per portare migliaia di persone. Il vetro sicuramente, che
conosco bene, è molto complicato da affrontare, ma la moda negli ultimi anni, anche senza avere i numeri delle nostre associazioni, lo vediamo, si sono aperte, c'è stato moltissimo lavoro su questo della moda a Venezia, però hanno aperto le sartorie, ci piace di nuovo farci fare le cose su misura, questa è una bella narrazione, no? Certo. Grazie. Io tornerei al professor Ferlenga saltando il giro perché il tema spazi è stato ripreso e quindi gli rimetto in mano, diciamo così, la conclusione del suo intervento, toccando anche il tema della rigenerazione urbana. Venezia forse è tutto l'Interland, no? Può essere un grandissimo laboratorio di rigenerazione urbana. La Fondazione ne ha fatto uno, peraltro eccellente a Mestre, forse un po' misconosciuto e un po'... però certamente ha riqualificato un'area abbandonata nel centro di Mestre. Ecco, come tutto questo può invece connettersi con il bisogno di spazi anche nuovi, in un mondo dove la digitalizzazione dovrebbe superarli questi spazi e forse apriremo delle realtà sul metaverso fra un po', o no? Non lo so. In parte sì e in parte no. E la parte no, la parte sì appartiene all'evoluzione normale del mondo. Cioè è ovvio che in un momento in cui l'aspetto tecnologico riguarda un po' tutti, l'adeguamento all'aspetto tecnologico è qualcosa che sta diventando come la sostenibilità, è inutile evocarla, bisogna praticarla. È un quadro che ha in ballo la sopravvivenza di un intero pianeta, quindi è inutile che dobbiamo specificare nei vari ambiti che cosa significa e monitorare situazioni che possono cambiare. Prima il professor Nicelli parlava dell'evoluzione, per esempio, nell'ingresso all'università. C'è anche un pericoloso, su questo una regressione pericolosa di questi ultimi anni, cioè l'Italia perde studenti universitari, cioè non dimentichiamolo, quindi non sono dati acquisiti una volta per tutte, grandi balzi e poi se non succede niente anche grandi retrocessioni rispetto a questo. Ora, io penso che la questione sia una questione che per la parte positiva, diciamo così, riguarda fortemente il nostro paese, perché noi siamo dei grandi produttori di due cose, sostanzialmente. Uno sono proprio le città, cioè non c'è nessun luogo al mondo che abbia la ricchezza urbana che ha l'Italia. Certo, Parigi, Lisbona, ma Parigi, Lisbona, come Berlino, sono poche città dentro un complesso, una nazione che ne ha pochissime altre, nessuna delle quali comparabile con quelle. Quindi le cose che avvengono a Parigi e Lisbona non sono significative per città-stato quasi. Parigi è una città-stato, è una nazione in sé, non c'entra niente col resto della Francia. In Italia questo non succede. Per la particolare storia italiana, avendo principati o ducati a 50 km di distanza, si è creato un sistema basato sulle città e sull'effetto moltiplicatore della città che è al tempo stesso universale, perché ha il senso stesso delle città. L'Italia ha prodotto i modelli di città, quindi universale e differente. Questa differenza è fondamentale. Cioè, ci sono delle, per citare in un ambito che non è il mio, l'economia, ma John Kenneth Galbraith parlava negli anni 70, si chiedeva come mai questo paese distrutto, totalmente distrutto, a un certo punto è riuscito in poco tempo non solo a rimettersi in piedi, non solo a ricostruire se stesso, ma anche a produrre qualcosa di diverso dagli altri. Certo c'erano gli aiuti, ma gli aiuti li avevano avuti anche altri. E lui diceva, vabbè, c'è un rapporto particolare con il sistema di differenze storiche che ha prodotto e la bellezza. In qualche misura la capacità di attribuire un valore aggiunto alle cose che si fanno. Un filosofo che è forse più importante di questi tempi, che è Roberto Esposito, italiano, individua proprio in questo particolare rapporto con la geografia, con la storia, la possibilità che l'Italian Studies, in generale il mondo della cultura italiana, abbia una particolare capacità o attitudine a interpretare quella complessità, proprio perché non ha mai costruito sistemi completi, perché è stato sempre frammentario, sempre fatto di differenza, e il mondo attuale è così. Quindi questo quadro ci mette in una condizione di particolare vantaggio. Poi c'è la questione di cui si diceva che tutte le cose di cui noi stiamo parlando non si riferiscono mai, nessun tema può essere affrontato in sé, non possiamo isolare le cose, non possiamo parlare di nuovo artigianato in sé, di industria in sé, di città in sé. L'Italia è il luogo di relazioni, quella complessità di cui si parlava è fatta di relazioni. Il più bel libro su Venezia che sia mai stato scritto, forse, è il libro
di Calvino, molto citato negli anni passati, però quest'anno è il centenario della nascita di Calvino, Città invisibili, che parla di città, ma parla di Venezia, sostanzialmente, e di come le città sono mobili, come le città si evolvono e contengono tante cose. La rigenerazione è questo. Il termine rigenerazione è un termine molto generico, un po' come sostenibilità, e poi deve essere riempito invece di tutta una serie di questioni che affondano in questo ricchissimo sistema di differenze, di opportunità che lo spazio italiano, ovviamente io lo parlo da un mio punto di vista, ma credo che in questo caso il valore dello spazio sia fondamentale. Lo spazio italiano ha prodotto. Prendiamo Venezia. Cioè, Venezia ha prodotto nella concatenazione di spazi che ha sempre accolto questo rapporto stretto tra vita, lavoro e socialità, la concatenazione che tutti conoscete, che riguarda gli approfondimenti delle varie insule, cioè quei percorsi che si dilatano, che si aprono e così via, ha prodotto una delle ricchezze più importanti in questo campo, perché ha sempre messo assieme più cose, cioè non solo l'artigianato, in parte il commercio, e in parte la vita associata all'artigianato, la residenzialità e così. Ne parlavamo anche recentemente in altri ambiti, c'è un'occasione, per esempio, abbastanza importante. Ora, questa sezione della città, che è stata rilevata tutta negli anni 50 e non è cambiata più di tanto, è stata congelata a un certo punto perché era impraticabile, perché l'acqua saliva, perché c'erano tutti gli eventi che noi conosciamo. Oggi questo sistema, da pochissimo tempo, col MOSE in funzione, si libera. È un sistema che non è stato aggredito per motivi diversi, non è stato aggredito dal turismo ancora. Al massimo ci si metteva un po' gli studenti, tanto gli studenti possiamo anche metterli sott'acqua, che hanno una resilienza particolare, e quindi venivano messi anche lì, venivano messi. Poi uscivano quando l'acqua saliva. Ma tutto questo sistema, che è il sistema dell'artigianato veneziano, il sistema dei fondaci, il sistema di luoghi appunto di vita e di lavoro al tempo stesso, esprime una ricchezza che su questo ambito nessun'altra città ha. Allora, questa è un'opportunità che non rimarrà a lungo. Cioè ci sono alcune opportunità che aprono alcune finestre. Noi, sa bene Assessore Venturini, l'anno scorso abbiamo cercato di lavorare sul tema, cioè l'anno scorso, periodo di pandemia, sul tema case agli studenti, magari almeno per sperimentare questo, per dire l'opportunità c'è. È ovvio che quando la finestra si chiude o gli interventi diventano, sollecitano lo sviluppo di questo, o se no ritornano le situazioni. In quella finestra eravamo riusciti a collocare 1000 studenti in luoghi dove mai avrebbero potuto ambire. Sull'artigianato abbiamo, secondo me, questo spazio artigianato, questa possibilità. Cioè da un anno a questa parte, quando finalmente questa città ha incominciato a credere, a vedere il MOSE come un'opportunità, questa sezione si è liberata. Questa sezione è ricchissima. E questa sezione può esattamente ospitare in alcuni ambiti in modo particolare. Noi per esempio stiamo lavorando sull'ambito di San Basilio, Santa Marta, cioè su questi ambiti in cui era particolarmente ricco questa spazialità, può generare quel sistema di relazioni tra l'innovazione necessaria. Ovviamente stiamo parlando di un artigianato, come quello di cui parlava il professor Micelli, insomma è un artigianato evoluto da questo punto di vista, ma quel valore aggiunto che gli spazi possono ancora attribuire. E questo è fondamentale, perché questo è un valore anche in termini economici. E però per sfruttarlo bisognerà ovviamente essere capaci di capire quella situazione diversa e nuova che si sta verificando. Grazie. Beh, mi fa molto piacere questo ruolo del MOSE che rimette in vita una parte della città, che valorizza anche dei valori, diciamo, immobiliari privati, speriamo utilizzabili presto. Cavalli, la creatività è ancora un bene per l'artigiano? Va ricercata? Oppure l'innovazione può superarla in qualche modo? Ma io credo che le attribuzioni, no, di Venezia Capitale, del nuovo artigianato, diano già una direzione estremamente chiara. Quando abbiamo immaginato Homo Faber, come ricordava il professor Micelli, che è l'esito di un processo molto lungo. La Fondazione Colonia è stata creata 25 anni fa, negli anni abbiamo messo a bottega più di 300 ragazze e ragazzi, abbiamo una cattedra al Politecnico, poi è nata la Michelangelo Foundation. Insomma, come tutti i tempi dell'artigianato sono tempi lunghi, ma sono tempi generativi. Generativo vuol dire scavi un solco da cui nascerà qualcosa di più importante e di più interessante.
Venezia capitale del nuovo artigianato, c'è già dentro tutto. Artigianato e quindi, come ricordavamo, una trasformazione creativa e consapevole del materiale, dei materiali per creare qualcosa di straordinario. E nuovo. Lo dice Bonaggiunta a Orbicciani, a Dante Alighieri, lo stile italiano è dolce e nuovo. Il dolce stil nuovo, dolce e quindi una qualità della vita che si assapora, e questa è la Homo Faber Economy, una produzione che non ci sfigura ma che ci permette di esprimerci attraverso il talento. Poi, come ricordava il Presidente prima, dobbiamo anche essere molto chiari con i giovani che affrontano questo mestiere. Magari, non siamo sicuri di garantirvi che diventerete ricchi, ma credo che possiamo dirvi che sarete felici. E questo per noi è un valore aggiunto straordinario. La creatività come si lega a questo? Si lega come si è sempre legata, ma guardando al futuro, guardando al nuovo artigianato, diventa un valore aggiunto straordinario, diventa veramente il discrimen tra una esecuzione banale che si trova in tutto il mondo e invece un'interpretazione creativa che trova spazio solo qui. Perché Ron Arad va da Marzorati a farsi fare i suoi mobili? Perché da Marzorati non trova degli esecutori, ma trova degli interpreti, come chiunque lavori con un maestro artigiano sa. Allora, la creatività, forse appunto in questi anni ci dicevamo siamo stati un po' vittima di una narrazione sbagliata, idem per la creatività. Io racconto sempre ai miei studenti del Politecnico che non devono viversi sotto quell'aspetto creativo alla saranno famosi, no? La creatività, una scintilla incredibile, tipo Coleridge quando scrive il Kublai Khan, che poi gli bussano alla porta, ha perso l'ispirazione, è finita lì. Sì. Ciao, non è così. La creatività nasce dallo studio, dall'impegno, da una proiezione anche confidente verso il futuro, da un po' di porte in faccia, ma anche da, non so se chiamarla resilienza, ma sicuramente da quella che Herbert Simon, padre dell'intelligenza artificiale, quindi quando si parla di nuovo artigianato, Herbert Simon diceva che i processi creativi sono quei processi che portano un tratto di originalità e un risvolto positivo per la società. Stiamo portando qualcosa di positivo con la Homo Faber Economy? Io credo di sì, perché una capitale è un luogo dove si prendono decisioni che poi si diramano anche altrove. Originalità poi è questo, vicino all'origine ma anche diverso da tutti. Essere creativi ci permette di vincere quella banalità, quell'opacità, quella massificazione nella quale come italiani non ci siamo mai riconosciuti e nella quale soprattutto Venezia ha saputo porre una barriera Dio invidiabile, e da qui deve partire il seme per una visione nuova. Se non parte da qui, io non lo so se sarà la bellezza a salvare il mondo, ma so che sono i giovani a farlo, è quello che dico sempre ai miei studenti, intorno a questa idea di una bellezza fatta a mano ma guardando al futuro e non mai al passato. Insomma, siamo esseri, no, che stanno in piedi anche per guardare le stelle. Desiderare deriva da sidera, dalle stelle, guardare in alto e desiderare di andare avanti. Perché la tentazione, alla quale giustamente la creatività legata al mestiere d'arte ci permette di vincere, da bravo cattolico parlo di tentazione, è proprio quella della banalità. I demoni non sono morali. Ai demoni non gliene frega niente se siamo buoni o cattivi con chi andiamo a letto. I demoni sono esteti, sono orrendi e lavorano per renderci orrendi come loro, sfigurati fino a riconoscerci più. Ma noi siamo umani e ci riconosciamo quando siamo felici di trasformare il mondo intorno a noi in maniera migliore e di condividere questa bellezza con coloro che amiamo. Grazie. Beh, Michele, sei contento perché avremo memorizzato in rete degli interventi che sarà bello risentire, perché pieni di contenuti, di colti, di riferimenti, insomma, si impara. Masat, devo dire che anche l'assessore che è ancora qua, i soliti assessori vengono, parlano e se ne vanno. Cioè, esatto, però approfittiamo che è ancora qua l'assessore al comune e che anche la dottoressa Donazzan che parlerà più tardi. A livello associativo cosa può fare l'amministrazione, le amministrazioni?
per uno sviluppo dell'artigianato in queste sì, città. perché poi noi caliamo un po' a terra no, nella quotidianità, nella cosa, queste cose meravigliose che sono state dette, che condivido assolutamente, la bellezza dei giovani soprattutto. Cosa c'è bisogno? Quello che si diceva prima, questa città ha bisogno di tornare a vivere secondo una certa direttiva, secondo una certa linea, che è quella della quale stavamo parlando. Cioè, se vogliamo che l'artigianato fiorisca abbiamo bisogno di tutte quelle manovre, ed alcune ne abbiamo viste, e qualcuna è stata fatta. Mi dispiace che sia andato via l'assessore Costalonga, perché con lui dialoghiamo e lavoriamo spesso proprio per migliorare quegli aspetti. Voglio essere concreto: più sovvenzioni, più comunicazione, marketing, più sistema, più connessione. Prima si parlava di spazi, per esempio, gli spazi, ed è corretto, probabilmente il MOSE libererà degli spazi, però purtroppo gli artigiani fanno anche i conti in tasca, e quando uno apre una nuova attività ed è giovane, la prima cosa che fa si mette le mani in tasca, vede dove andare, dove costa meno, cosa fare, e se fuori, il nostro fuori è la terraferma, oppure conviene molto di più, sceglie quella strada. Allora, tutte quelle politiche che aiutano questo tipo di intervento, quindi sovvenzione sul poter insediarsi in città, sulle politiche, sulle tassazioni per chi fa nuove attività di questo tipo, tutto quello che è stato fatto, anche il provvedimento antipacottiglia, cioè quello che libera un po' la città, pulisce e permette di poter insediarsi in maniera più semplice, meno costosa, ovviamente agevola questo. Grazie. La stessa cosa per la residenzialità. Professor Micelli, invece, parliamo un po' invece dell'artigianato innovativo, no? Ho visto una realtà recentemente a Porto Marghera che fanno i pezzi 3D, singoli pezzi esportati in giro per il mondo a prezzi, come dire, a margini molto elevati, e quindi l'innovazione più spinta. Che spazio c'è per questo artigianato, questa realtà? Gianluca, credo che vada detto, molte delle persone che sono qui in questa sala conoscono bene il settore, va detto che l'Italia è popolata da questi artigiani da molto tempo, nel senso che sebbene in modo discreto, sebbene in modo non particolarmente visibile, molti hanno intrapreso percorsi di innovazione, di sperimentazione, in particolare dal 2008 in poi, diciamo, da quando la crisi ha costretto tutti a reinventarsi, per cui oggi moltissime di queste che noi chiamiamo botteghe sono in realtà spazi sperimentali molto sofisticati. Che cosa manca secondo me, e qual è anche lo sforzo che, diciamo, Upskill, lo spin-off universitario di Ca' Foscari che abbiamo messo in piedi, che cosa manca a queste realtà? Da un lato manca un metodo. Prima Alberto Cavalli diceva la creatività è sudore, porta in faccia, lasciatemi aggiungere è anche strumenti, è anche una metodologia, è anche un modo di lavorare. Noi come Upskill abbiamo proposto a tutti i ragazzi degli ITS da tanti anni tutto questo che ha a che fare con il metodo, si chiama del design thinking, è uno strumento gestionale per affrontare il tema della creatività, il tema dell'innovazione attraverso dei passi, attraverso un metodo. Le persone si avvicinano non tanto con l'idea che serva una scintilla, un estro particolare, ma seguendo una procedura è possibile arrivare molto più lontano di quello che ciascuno di noi immaginava possibile. E questo ha segnato un ordinamento, oggi devo dire con certo orgoglio, gli ITS in Italia seguono tutti questo tipo di metodologia. Ancora più interessante nei progetti che facciamo qui, ma che facciamo a Torino, che facciamo a Milano, che facciamo in Umbria, che facciamo in Sicilia, che facciamo in tutta Italia, ancora più interessante è quando questo metodo si declina su un settore come quello dell'artigianato che ha una lettura della creatività che qualche volta richiede un po' di essere ripensata. No? Il rapporto con l'origine è un rapporto qualche volta vincolante. Perché mi interessa sottolineare questo? Lo dico proprio anche per esplicitare le ragioni dello spin-off Upskill 4.0, perché dietro la scoperta
che ognuno di noi fa, che si può essere creativi, c'è una fiducia che l'uomo ritrova in se stesso, che la persona acquisisce e sviluppa. Guardate che al centro di un dibattito su tutta anche, diciamo, il modo in cui noi riflettiamo sull'educazione, questo tema che negli Stati Uniti si chiama creative confidence, l'idea che la persona, quando scopre di essere in grado individualmente e come gruppo di produrre qualcosa di nuovo, diventa soggetto, diventa sicuro di sé. In inglese si dice agency, questa idea che io riesco a fare qualcosa, e diventando sicuro di sé diventa cittadino, si apre, si confronta, prende decisioni con un altro atteggiamento. Perché sottolineo questo aspetto? Perché giustamente Ferlenga diceva c'è un problema di rigenerazione urbana, ma che roba è questa rigenerazione urbana? Perché in alcuni casi i capitali ci sono, come diceva Michele Bugliesi prima, insomma i soldi ci sono, non è che non... Ma quello che oggi è un problema è tutelare in particolare la classe media. Noi oggi abbiamo un problema non di creare lavori, ma di creare buoni lavori, lavori che da un lato ti diano uno stipendio dignitoso, per cui ti paghi l'affitto, ti paghi la bottega, ma dall'altro ti mettano in relazione positiva con gli altri, ti mettano in una relazione virtuosa con la città e con gli spazi che vivi. Questo è oggi quello che la teoria economica chiama i good jobs. Questo è al centro di un dibattito economico. E quando parliamo di rigenerazione urbana, parliamo soprattutto, non tanto di nuovi palazzi o di roba di questo tipo, anche quello, ma parliamo soprattutto di ricostruire questa fascia di buoni lavori che sono alla base di una buona società e, lasciatemi dire, anche di una buona democrazia. Senza buoni lavori, oggi noi lo sappiamo, non c'è una democrazia che funziona. Da questo punto di vista credo che l'obiettivo, lo spirito con cui Upskill 4.0 ha intrapreso molti dei progetti che stiamo discutendo, in particolare questo di oggi, ma anche altri sul tema dell'artigianato, ha questo come obiettivo, un'idea di rigenerazione che metta il buon lavoro al centro di un'altra idea della vita individuale in comune. Su questo devo dirvi la verità, che non smetterò mai di professare il mio impegno personale oltre che professionale. Grazie. Chiudiamo questa tavola rotonda prima di dare la parola a Marco Bettiol per il secondo panel proprio su Upskill 4.0 con Michele Sibiglia che si occupa anche di editoria, quindi no? Di un pezzo, se vuoi, di questo artigianato che è nato a Venezia nel 500 e che è ancora forse vivo. Quali sono i mestieri che lei vede più del futuro artigiano veneziano? Ancora il vetro, il merletto, forse l'editoria di nicchia? In fondo la coda lunga ci insegna che anche solo un pezzo può essere venduto da qualche parte nel mondo, no? Sì, vabbè, Venezia sicuramente può ospitare tutti i lavori online, come io stessa, però per esempio io fatturo quasi il 90% all'estero. Invece dobbiamo creare lavoro vero sulla città. L'artigiano, come dicevo prima, è il mestiere ideale per Venezia come tempi, e anche perché l'artigiano è proprio una comunità. Infatti mi piace molto anche questa idea di comunità. Fa comunità, ha bisogno di comunità per rimanere in rete. Abbiamo parlato molto di Venezia città storica, anche se dovremmo occuparci anche di tutto il territorio, vero professore? Io credo che una grande sfida sia tirare fuori gli artigiani dalle botteghe, perché molto spesso... Allora, io non so che lavoro facciate tutti, però in linea di massima lavorate quei 5 giorni alla settimana, un po' di ore, poi avete amici altri. L'artigiano quasi sempre non è così. L'artigiano ha amici artigiani con i quali lavora, ma soprattutto sta tutto il giorno in bottega. E l'artigiano veneziano brontola in bottega. Per cui abbiamo fatto vari esperimenti, in particolare con la filiera della gondola,
di incontri, mettendoli in relazione tra di loro, econostorici, e designer, docenti, e in 20 anni sono nate delle grandi amicizie e sono stati molto stimolati anche ovviamente nel loro lavoro. Per cui questo sicuramente sarebbe di grande aiuto alla città, non solo agli artigiani. Cioè, noi abbiamo bisogno degli artigiani, non gli facciamo un favore solo a loro, facciamo un favore a noi a mantenerli qui. Bene, grazie. Abbiamo concluso questo interessantissimo panel. Ora vediamo un breve video e poi chiedo a Marco Bettiol di venire qua e chiamare i prossimi testimoni. Grazie, intanto ne possiamo andare. Abbiamo presentato oggi l'evento finale del progetto Upskill, è un evento con un progetto della Fondazione di Venezia, compartecipato da Upskill, una società benefit spin-off di Ca' Foscari, un progetto condotto in partnership con Ca' Foscari stessa e UAV e col patrocinio di Confcommercio e Confindustria. È un progetto per far incontrare le competenze dei giovani, degli studenti degli istituti tecnici superiori e aziende dell'artigianato, eccellenze locali, in cerca di innovare i propri processi, i propri prodotti per poter competere. Un progetto per far crescere il territorio in piena coerenza con la missione istituzionale della nostra fondazione. La qualità che abbiamo visto oggi dimostra il grande potenziale di questo tipo di iniziative. Siamo felici di averle sostenute e le continueremo a sostenere, convinti che questo sia uno dei modi in cui possiamo concretamente dare sostegno alla crescita del capitale umano e del tessuto imprenditoriale della nostra città metropolitana. Oggi abbiamo concluso il progetto Upskill Venezia, è stata l'occasione per presentare i lavori di 8 gruppi che hanno accettato la sfida di altrettante aziende del veneziano che hanno proposto i loro temi, i loro problemi, le loro priorità, aziende e istituzioni, anche il mondo della cultura. I ragazzi sono stati attentamente guidati da questo spin-off di Ca' Foscari che si chiama Upskill 4.0. Sono ragazzi che fanno parte di 6 ITS di livello nazionale, 6 ITS che hanno messo in campo la loro competenza, la loro energia per risolvere da un punto di vista 4.0, da un punto di vista del digitale, problemi molto diversi, dagli archivi della Biennale ai tessuti dell'Alga di un'azienda Tabino Tabi attiva nel centro storico di Venezia, dalla editoria indipendente fino al commercio elettronico dei capi d'abbigliamento prodotti a Venezia e nel veneziano. Realtà molto diverse, accomunate però da una volontà di andare verso il 4.0 con un metodo scientifico, il metodo del design thinking, che noi come Università Ca' Foscari di Venezia insieme allo UAV proponiamo non solo ai nostri studenti ma in questo caso agli studenti degli ITS. Una soddisfazione poter guidare uno spin-off Upskill 4.0 che è stato partner di fondazione, una soddisfazione perché mai come oggi abbiamo testato con mano l'importanza di portare la ricerca sul territorio a vantaggio di piccole imprese e artigiani, oltre che ovviamente di grandi istituzioni culturali. Bene, buongiorno a tutti, sono un vero piacere oggi presentare la seconda edizione. Abbiamo appena visto i risultati della prima edizione di Upskill Venezia, quindi la prima edizione che si è conclusa a dicembre del 2021, e qui assieme a me ci sono le 8 imprese che sono protagoniste della nuova edizione. Io sono davvero contento perché tutti i temi che sono stati toccati nel primo panel in realtà sono rappresentati plasticamente, fisicamente da queste realtà davvero interessanti che danno un'immagine di Venezia assolutamente non convenzionale, non scontata. È vero che lavorano con la tradizione, ma impareremo a conoscere
queste realtà e a capire quanto ci stanno mettendo in termini di volontà, di progettualità per portare l'artigianato nel nuovo millennio. Comincerei questo viaggio diciamo, da un'isola, che quindi sappiamo che Venezia non è solo una città, ma è all'interno di un sistema di isole, oltre che un legame con la terraferma, e partirei da Burano, e quindi dall'azienda Vidal. Qui abbiamo con noi al mio fianco Sergio Vidal, non tutti, imprenditore che è partito dal merletto e ha deciso di fare una cosa completamente diversa, di usare il design per reinterpretare questa tradizione straordinaria e vederla con occhi nuovi e presentarla al mondo con occhi nuovi. Certo. Puoi raccontare un po' questo piccolo miracolo? La mia famiglia, io sono Sergio Vidal, la mia famiglia ha fatto e ha fatto il merletto di Burano, lo facciamo ancora da 4 generazioni. Il problema però che adesso riscontriamo è quello di dare un futuro a questo prodotto, a questa eccellenza, io direi, perché è un prodotto veramente difficile da fare, che però dà in cambio e ricambia con molto, nel senso che io considero le persone che adesso e che nel passato facevano sto lavoro, le considero delle artiste vere e proprie, perché se si pensa che per fare un piccolo cerchio, un rotondo, un centrino del diametro di 10 centimetri ci si impiega all'incirca 15-20 giorni, pensate fare un prodotto più grande, tipo una tovaglia, che attualmente purtroppo non riusciamo più a fare perché manca proprio la manualità e la quantità di persone che riescano a fare questo prodotto. Però dall'altra parte cosa succede? Che c'è molta richiesta di questo prodotto oggi, come di altri prodotti e di altre eccellenze artigiane. E la nostra idea è stata quella di dire: ok, non riusciamo più a fare una tovaglia di 3 metri, però un piccolo accento, un piccolo particolare, un angolo di un fazzoletto riesce ad impreziosire un prodotto e un bene, come diceva Alberto Cavalli prima, e dargli importanza e creare un prodotto che sia di qualità molto alta e che abbia una storia e un futuro soprattutto, perché è un prodotto che uno porta avanti per molti anni. Poi sempre nell'idea di innovare, di portare avanti il merletto di Burano, attualmente tra i nostri progetti futuri c'è quello di creare una scuola. Abbiamo già individuato gli spazi, prima si parlava molto di spazi, lo stiamo già, ci abbiamo già messo mano, insomma, e stiamo già lavorando su questo. Il problema però è riempire questi spazi, quindi la nostra sfida appunto è quella di trovare persone giovani che vogliano iniziare a lavorare con noi, assieme a noi, nei prossimi anni. E chi meglio di mente lucide, fresche, giovani, come quelle degli studenti di Bologna che prima c'è stato detto sono stati assegnati. Colgo la palla al balzo per ricordare che il lavoro sotto la guida di Upskill 4.0 che Sergio Vidal e tutta l'azienda svolgerà lo farà con l'ITS Fitstick di Bologna, che vedo qui in sala, coordinati da Alessandro Agostini. È giusto l'applauso? Sì, non so se ho anticipato qualcosa che non dovevo anticipare. No. Io colgo solo la palla al balzo per ricordare esattamente che sono dei grandissimi esperti di realtà virtuale, realtà aumentata, di tecnologie immersive. Sì, esatto, e questo speriamo e ci auguriamo possa attirare e creare appeal in questo lavoro, in questa professione probabilmente futura per chi amerà continuarla a fare, e ci affidiamo a queste menti fresche, come dicevo prima, e nella speranza che riescano a cambiare la situazione attuale, insomma, perché al momento persone che vogliano continuare questo tipo di lavoro ce ne sono ben poche, e soprattutto giovani ce ne sono ben poche. Diciamo che qui la sfida è doppia, è dall'altro ovviamente interessare e avvicinare il mondo alla qualità del merletto, ma l'altra sfida è quella di far vivere l'esperienza straordinaria della visita di Burano, questo insieme a
un numero di persone più grande dei pochi fortunati che possono arrivare da voi e, diciamo, far conoscere questa realtà ad un pubblico certo, più grande. sì. Quindi coinvolgere persone che magari non hanno, che non riescono a raggiungerci nella nostra piccola isoletta, però insomma con le tecnologie attuali sappiamo che possiamo arrivare, anche se non fisicamente, ma possiamo arrivare praticamente ovunque. Quindi sarà una bella sfida, adesso vedremo nel nuovo video che vedremo del prossimo anno come risultato finale quale sarà un po' le cose che questi ragazzi hanno pensato e che sicuramente saranno davvero interessanti e vedremo se Micelli un'altra volta lo vedremo con il visore entrare a Burano, questo lo scopriremo ma a breve, oppure se lo useremo, è una battuta naturalmente, ma vedremo, siamo molto curiosi nel capire che cosa accadrà. Beh, lo siamo molto anche noi, quindi. Grazie Sergio, passerei adesso la parola a Demis Marin, che è fondatore di Ramosalso. Demis ha avuto un'intuizione straordinaria, quella di fondare una nuova attività, quindi parliamo di un'attività tradizionale che si è evoluta e parliamo invece di Ramosalso, che è qualcosa di nuovo e legato al tema della sostenibilità. In particolare ha l'idea di, si dice upcycling, però è una parola un po' difficile, ma che è l'idea di prendere qualcosa, diciamo potremmo dire anche di vecchio, e rigenerarlo, non di portarlo a nuova vita, significa rammendare, ma di dare un senso nuovo ad oggetti, diciamo, che abbiamo nei nostri armadi, che abbiamo dimenticato, che forse sarebbero condannati a essere buttati via, e attraverso un'opera che non è solo di intervento materiale, ma di dare un nuovo significato, diciamo, Demis Marin ha pensato di fondare Ramosalso. Ci puoi raccontare un po' la tua avventura? Certamente, allora buongiorno a tutti. Ramosalso Upcycling Atelier ha come payoff se trasformi non sprechi, e proprio perché la mia è una micro impresa, sottolineo anche il fatto che noi siamo piccoli ma non sfigati, perché la nostra visione va ben oltre il ponte della libertà. Infatti abbiamo una parte della nostra attività, parlo al plurale perché ovviamente non sono da solo in questo progetto, sono il fondatore creativo, ma in realtà con me c'è anche Massimiliano Bandera, che è un architetto che durante la pandemia ha imparato a cucire e quindi è partner proprio nella realizzazione dei capi che noi realizziamo. Ramosalso nasce con quest'idea di fare della sostenibilità nel campo dell'abbigliamento un elemento fondante, nel senso che tutti noi abbiamo nell'armadio una quantità immensa di capi di abbigliamento che per qualche motivo teniamo o buttiamo, senza condannare il gesto di buttare. E quello che dico io è che la collezione Ramosalso è già dentro il vostro armadio, perché basta portare presso di noi i vostri capi di abbigliamento e noi con le tecniche antiche del rammendo, della rimessa a modello, della sartorialità, li trasformiamo in qualcosa di nuovo per voi. È il servizio che noi facciamo e che con i ragazzi dell'ATM di Biella che ho incontrato ieri cercheremo di sfruttare e di portare avanti, è il servizio Only for You, cioè un servizio di sartoria upcycling completamente dedicato alla persona su misura. E si scopre che dentro l'armadio ci sono dei mondi infiniti, cappotti delle nonne che vengono portate dalle nipoti, in quanto le nuove generazioni sono estremamente sensibili a questo tema della sostenibilità, cosa che nessuno di noi qui all'interno, nato penso prima degli anni '80, sia cresciuto con questa filosofia. La sostenibilità è una parola come creatività che va riempita. Il nostro è un piccolissimo contributo sul tema appunto della salvaguardia dell'ambiente e soprattutto dell'approccio a un slow fashion, a uno stile di vita più a portata d'uomo, che un po' Venezia anche impone con i suoi ritmi, e che in qualche modo abbiamo dimenticato durante tutto il percorso precedente. Io sono nato in anni in cui il fast fashion veniva osannato come la nuova frontiera e la nuova democratizzazione della moda. Ricordo perfettamente i redazionali in cui si abbinavano camicette fast fashion a scarpe di extra lusso, a gioielli di altissimo livello, e su questo si dichiarava palesemente una grande possibilità per tutti,
Ma dopo 30 anni di numeri esorbitanti e di crescita nel mondo del fashion enormi e di povertà di conoscenze, perché la mia formazione professionale poi è stata anche fatta durante gli anni dei grandi esodi delle aziende italiane che nel mio settore si sono tranquillamente e senza nessuna vergogna spostate in distretti produttivi più bassi, non per forza dall'altra parte del mondo, ma in realtà anche in situazioni molto vicine, impoverendo la trasmissione della conoscenza, che appunto non è solo creatività dal punto di vista di eccellenza o di intuito creativo, ma è grandissima manualità, perché la sartoria nel mio settore è fondamentalmente manualità che si acquisisce esclusivamente con il tempo. Non è possibile imparare a cucire in poco tempo, come non è possibile imparare a fare un merletto o a fare altre attività artigianali. Abbiamo scelto di aprire il nostro punto vendita a Rialto, mantenendo l'unità produttiva invece in terraferma, proprio perché Venezia per me vuole essere un trampolino di lancio per superare i confini del territorio che abbiamo, proprio per portare il più possibile questa mia piccola ma non sfigata visione del tema dell'abbigliamento. Quindi quando tornerete a casa, e qui concludo, se trovate nell'armadio qualcosa che non mettete e che però non volete buttare, non importa anche se è mangiato dalle tarme, io sono qua e la mia porta è sempre aperta. Sicuramente i tesori non sono solo gli artigiani, ma anche i nostri armadi. Abbiamo capito che c'è nel microcosmo c'è... È sempre stato un grande tesoro economico, per cui per una camicia ricamata nel Cinquecento si potevano spendere capitali e quindi era necessario mantenerla il più possibile. Grazie, io ricordo che, diciamo, l'hai ricordato tu, ma lo ricordo perché vorrei che magari anche gli studenti si palesassero, gli studenti TAM di Biella, quindi siamo già in Venezia, capitale dell'artigianato, perché abbiamo Biella, Bologna, studenti da fuori che vengono a lavorare con le aziende del territorio. C'è anche Giovanna Calogero, che è la storica referente del TAM di Biella, che sono entusiasti di iniziare a lavorare su questo progetto. La semplicità. A me è sempre piaciuto lavorare per sottrazione. Un attimo appunto la situazione che ho sentito prima delle città invisibili, che è un libro straordinario, credo, no? Il cui corollario da parte di Italo Calvino è l'inferno dei viventi, e dice appunto che l'inferno dei viventi è quello che viviamo tutti i giorni nelle nostre relazioni e che ci sono due modi di affrontarlo. Uno appunto è integrarci e senza neanche accorgersi entrare in questo inferno. Un altro invece richiede un po' di oculatezza e si tratta di individuare chi e che cosa in questo inferno non è inferno e quindi appunto coltivare questo aspetto delle relazioni. Poi in sostanza si diceva prima, no? Che la vita è relazione. Vedo che qua appunto c'è un approccio filosofico che sento condivide questa mia. Quindi dicevo alla semplicità, appunto dalla semplicità bisogna ripartire, credo anche. Una cosa difficile da trovare la semplicità, però una cosa appunto da coltivare, credo, nel momento in cui ci si trova a incontrarsi anche spontaneamente tra persone che hanno ognuno portatore dei suoi problemi, no? Perché questo appunto può essere la dialettica fertile che può portare anche a un sistema di relazioni migliori di quella che viviamo. Comunque, per tornare al mio prodotto, scusate la breve introduzione di carattere filosofico, se volete, per tornare al mio prodotto, appunto è un prodotto che nasce proprio da questo tipo di ricerca e va molto in controtendenza, ovviamente, perché sappiamo che per produrre occhiali adesso tutto è industrializzato, ci sono dei macchinari formidabili che fanno delle cose stupende, non ho niente contro le tecnologie, vorrei che fosse chiaro,
Però la mia ricerca era proprio quella di poter fare delle cose molto essenziali e molto semplici che potessero funzionare, in particolare trattandosi di occhiali. Mi piaceva l'idea appunto di un occhiale che fosse leggerissimo e resistente allo stesso tempo. E quindi che cosa era la ricerca? Dove doveva volgere? Al fatto di eliminare quelli che tradizionalmente sono i punti deboli degli occhiali, che sono le saldature, le viti, le colle, i punti appunto. E quindi ho eliminato tutto questo e ho realizzato un occhiale che è fatto semplicemente con un pezzo di filo. Il peso della montatura è inferiore a 1 grammo, è un filo di titanio che ho trovato sul mercato fortunatamente, di produzione giapponese, e quello è l'incipit appunto da cui inizia il progetto Micromega nel lontano 2000. Micromega poi si è sviluppato, ha sviluppato altri progetti, sempre appunto mantenendo questa caratteristica della semplicità però costruttiva. Sono tutti occhiali che sono, diciamo, realizzati attraverso sistemi di cucitura, cioè le lenti cuciono, il filo di metallo cuce le lenti e poi a volte appunto sono le stesse lenti che reggono invece la montatura. Si è sviluppata tutta una ricerca attorno appunto al sistema produttivo che potesse costituire delle varianti, perché la semplicità sicuramente, però anche il mercato richiedeva ovviamente altre cose. Accanto a questo si è sviluppata poi una modellistica particolare, perché abbiamo realizzato per esempio delle lenti tagliate a mano, tagliate e fresate a mano con delle forme particolarissime. Hanno avuto un grandissimo successo le lenti tagliate a forma di foglia, per esempio, molte forme di foglie diverse. Potrei appunto parlare di altri successi che abbiamo riscontrato sul mercato. Abbiamo sviluppato negli anni una clientela internazionale con il nostro piccolo negozio in Calle delle Ostreghe, a Santa Maria del Giglio, appunto una clientela che è, oltre che fidelizzata, in alcuni casi anche si è sviluppata attraverso stimoli diversi, perché a volte raccogliamo le osservazioni che vengono dalla clientela, ovviamente. Roberto, sono sempre preziose. Prima mi ricordavi che il tuo sogno è portare più persone possibili a Venezia, anche quelle che magari non possono venire fisicamente, e di avvicinarle a questa modalità di incontro. Contrario alle tecnologie, infatti l'ingresso di uno dei miei figli in azienda, qua c'è Anna con me, ma in particolare Giulio ha innovato molto da un punto di vista tecnologico, soprattutto appunto in relazione al marketing, e non solo, ma ci ha anche messo in condizione di poter realizzare degli occhiali a distanza, occhiali da vista, cosa non semplice ovviamente. Questo è rivolto a clienti che sono già acquisiti. Non posso appunto produrre un paio di occhiali per un cliente qualunque che non è mai stato in precedenza nel nostro negozio, perché ci sono dei dati morfologici e tecnici anche relativi appunto agli aspetti oftalmici che richiedono centrature delle lenti, e quindi c'è una certa complessità. Però se un cliente è già stato nel mio negozio, ha acquisito un paio, 2 paia di occhiali, ne vuole degli altri, mi manda una ricetta nuova, possiamo appunto concordare un incontro online e possiamo definire la vendita attraverso questo incontro. Quindi la sfida è un po', visto che ci sono i ragazzi qui dell'ITS Fitstick di Bologna con il quale voi lavorerete proprio per costruire un'esperienza migliore, certo, no? Certo. Guardo sempre
Alessandro Agostini che li coordina e Sì. Michele Tagliavini di Upskill 4.0 che è il project manager che segue l'iniziativa, è quello di migliorare questa esperienza, di rendere qualcosa Certo, di... sarà Tu mi dicevi, sono senz'altro stanco un di andare piacere. fuori Venezia, voglio portare più persone qui da me. Ma infatti la questione è che abbiamo moltissime contraffazioni a questo punto, vediamo molte imitazioni e contraffazioni che per carità valorizzano il prodotto originale, questo lo sappiamo, no? Però Ogni imitazione è una che citazione. cosa succede? Che per esempio in Messico avevo trasmesso anche il know-how e ho visto però un proliferare di imitazioni tali per cui ho detto vabbè, a questo punto rendiamo trasparente anche alla clientela messicana il fatto che gli originali sono solo questi, per cui ho smesso qualunque contratto quando è decaduto, l'ho dismesso proprio per riaccentrare la produzione e quindi far venire... E adesso con le tecnologie è una cosa che si può fare. Assolutamente. Grazie davvero, Grazie. un applauso. A proposito di innovazione, ricordo che Micromega comunque ha fatto dei brevetti, quindi è una dimostrazione plastica che l'innovazione la fanno anche gli artigiani e non è solo a parole ma anche nei fatti. Adesso passerei la parola a Luca Cosentino di Wetlands, che è un editore appena nato, da pochissimo, che ha deciso di scommettere su una nuova idea di editoria che vede in Venezia nella sostenibilità la metafora di un nuovo approccio, no, al nostro futuro, e quindi chiederei un po' di raccontare questa esperienza di chi da imprenditore vuole scommettere su un settore non semplice come l'editoria, lo vuole fare a Venezia, che è un luogo anche simbolico per l'editoria, e su un tema nuovo. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Dunque Wetlands è un progetto nato l'anno scorso sostanzialmente ed è dedicato a un progetto editoriale che è dedicato di base alla città di Venezia. Il tema fondamentale nostro, la nostra mission è quello che Venezia è un posto assolutamente speciale da molti punti di vista, come è stato ricordato, perché è una metafora di moltissimi altri luoghi attorno al mondo, no? Faccio un esempio banale, ma che qua tutti possono capire. Si parla adesso, per esempio, dell'innalzamento del livello dei mari, ma noi questa cosa la conosciamo da 50 anni. Si parla di iperturismo, ma noi il turismo ce l'abbiamo dal 1300, quindi possiamo parlare molto di queste cose. Si parla di problemi ambientali in tutto il mondo, noi i problemi ambientali li abbiamo vissuti da centinaia di anni. Quindi Venezia è un luogo assolutamente privilegiato per analizzare e studiare i problemi di oggi e per immaginare delle soluzioni nel futuro, no? È come se fosse una lente di ingrandimento, una chiave per capire il futuro. Quello che sta succedendo oggi, per esempio a Bangkok, piuttosto che a Giacarta, piuttosto che a New York, è già successo qui a Venezia, o a Barcellona o a Parigi, è già successo qui a Venezia. Il Mose stesso, se ci pensiamo, è una possibile soluzione, giusta, sbagliata, non ha importanza, no? Ma è una soluzione che è iniziata qui 30 anni fa e che adesso è qui, funziona, la possiamo valutare e quindi siamo in qualche modo molto più avanti rispetto a tutti gli altri. Quindi l'idea di Wetlands è proprio questa, usare in qualche modo, in senso buono, Venezia come un laboratorio di analisi e di soluzioni future. Questa è l'idea che sta alla base di Wetlands. L'altro principio fondamentale è quello di restare molto attaccati alla città e in questo ovviamente siamo molto vicini a Upskill. Noi siamo carbon neutral, siamo a chilometro zero, stampiamo a Venezia, rileghiamo qui, facciamo tutto qui. Addirittura creiamo i libri qui perché noi invitiamo in residenza gli autori, molti di questi sono internazionali, li facciamo venire qui a Venezia e con loro disegniamo i nostri libri, progettiamo i nostri libri. L'anno scorso noi abbiamo pubblicato 9 libri ed è stato uno sforzo editoriale e finanziario molto forte, quest'anno ne pubblicheremo probabilmente altrettanti e l'altra cosa che mi sento di dire è che è un progetto estremamente ambizioso, supportato da molte persone che lavorano in città, professionisti che lavorano in città che si sono implicati anche a titolo volontario in questo progetto ed è un progetto attraverso il quale noi intendiamo diffondere all'interno della città un nuovo modo di narrare la città, di descrivere la città e anche, lasciatemi dire, un nuovo spirito di vivere questa città.
È stato detto prima, usciamo dall'autocommiserazione, è esattamente quello che vogliamo fare, vogliamo dare delle idee nuove, delle narrative nuove, delle prospettive nuove alla città e a chi ci vive. Grazie. Credo che sia un progetto davvero ambizioso e sicuramente da seguire nei prossimi anni, perché siamo curiosi di leggere anche i nuovi titoli. Un po' l'obiettivo che vi siete anche dati, che poi vi vedrà coinvolti assieme all'ITS Last di Verona. Vedo qui Michele Zavatteri, eccolo lì, che è il coordinatore referente del progetto, e sotto la guida di Elena Masi, che vedo là in fondo, che coordinerà per Upskill questo progetto, è quello di a potenziare i collegamenti con la città, costruire una community che è attorno a voi, quindi non siete semplicemente dei produttori di libri che poi vengono venduti, si spera naturalmente, in molte copie, ma quello di costruire qualcosa di più allargato, in cui anche i cittadini possono partecipare. Sì, e su questo devo dire che l'ITS ci ha dato un aiuto formidabile. Questi ragazzi hanno 20 anni, 22 anni, sono i nostri lettori, sono i nostri futuri lettori, e ci stanno dando una chiave di interpretazione del nostro modo di stare, nel mercato completamente nuova. Sapete che la demografia del mondo editoriale sta cambiando profondamente, i lettori adesso sono molto diversi da quelli che erano 20 anni fa. Questi ragazzi ci stanno aiutando a capire come veicolare i nostri messaggi e come fare in modo perché, affinché i giovani di oggi ci ascoltino, e quindi ci stanno dando delle indicazioni estremamente utili per quello che sarà il nostro futuro, tra cui appunto la formazione di una comunità, che è un po' l'obiettivo finale di questo progetto. Grazie davvero. Se volete potete fare un altro applauso, mi sembra giusto. Adesso darei la parola a Gloria Rogliani, che è fondatrice. No, ma credo che sia necessario per quelli che ci seguono da casa, che altrimenti non riescono. Ah, va bene. Allora, non vorrei gridare sul microfono. No, per cortesia, no, non gridiamo. Gloria Rogliani, io vogo alla Veneta, ovviamente da amatore, ma Gloria Rogliani è una campionessa. Potremmo dire, se dovessimo fare un paragone tennistico, come Serena Williams al tennis, e quindi è una campionessa che ha faticato tanto sul remo, e attraverso la voga, che fa parte, è la base della venezianità, perché il remo ha fondato questa città, non vuole sentire parlare di nostalgia, vuole proiettare questa pratica nel futuro come un modo nuovo di vivere la città di Venezia. Ci puoi raccontare che cosa hai in mente? Sì, allora, ho preso un sacco di appunti, perché ho sentito tante cose e io le devo tradurre per le generazioni. Non potrei mai parlare con lo stesso gergo. Quindi si comincia adesso, se foste una classe, vi dovrei fare alzare, far fare un balletto, perché siete tanto stanchi. E capisco, ecco, un bel balletto, e così dovrei intervenire. Allora, io ho avuto la passione della città a 23 anni, perché facevo altro, studio, gioco. Quando ho iniziato a vogare, io ho avuto la fortuna di vogare con le più forti campionesse delle isole. Là mi si è aperto un mondo, una cultura, un tesoro, e da là ho capito dove vivevo. Quindi, essendo una maestra, un insegnante, dovevo cercare di legare il territorio con la scuola. È stata un'occasione unica. Primo perché sono acceleratissima, come diceva lei, Presidente, bisogna essere accelerati. Sono nata accelerata. Quindi questo poteva essere a mio favore, perché con i ragazzi bisogna essere accelerati, intuitivi, parlare poco, andare oltre e soprattutto fargli fare qualcosa. Allora parto si parla in inglese, learn by doing, che non è altro, pulisci la barca prima di vogare. Già là un problema. Quindi conoscere nelle generazioni la loro identità, rappresentarla nel futuro è una cosa semplicissima. Basta non dimenticare chi siamo e da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. Semplicissimo. Ovviamente, ascoltando anche il team prima, ho capito quanta importanza, quanto c'è bisogno di lavorare, di comprendere, di analizzare, di mettersi insieme. Ma la cosa più utile ai giovani è fargli fare. Se io non faccio il passaggio, non li motivo a imparare, il buon lavoro. A Venezia ci sono tantissimi cattivi lavori. Io li devo
trasformare in buoni lavori. Sono tutto brutti e cattivi, però sono lavori essenziali dove io riconosco la città, quindi dovrò organizzare quel cattivo lavoro in un buon lavoro. Un buon lavoro come faccio? Motivando i ragazzi ad amare soprattutto quello che fanno, la passione, insegnare anche la tempistica, gli spazi, dove andare, cosa fare, perché io ho collegato già dall'inizio tutte le isole. Io ho dei punti di riferimento a Pellestrina che parlano il palestrinato, che è stupendo. Tutti sanno l'inglese come a Pellestrina, ma non riescono. Io ho fatto parlare con Ciacci. Ciacci lavora in palestrinato in terza persona. E io portavo là l'International School. Le sfidavo. Vai. Non capivano niente. È fantastico questo, eh? E da questo modo di essere semplice, dal mio vecchio patronato, io sono nata a Venezia, c'erano tutti i patronati. Si andava là, si doveva andare a messa a pregare perché sennò non potevi giocare a calcio, ok? Facevamo sti confronti, il grande teneva il piccolo, ecco il mio progetto di peer education, si chiama peer education, quindi i miei ragazzi grandi diventano tutor per i piccoli. Quindi stesso linguaggio, stesso approccio, tutti impara tutto. E questo è quello che voglio portare avanti. La vostra importante relazione, studi, però abbinati a quello che io posso poi trasmettere per motivare. La passione è fondamentale e un'altra cosa fondamentale che non ha nessuno sono la fatica. Tutti sport artificiali, tutti bellissimi, ma nessuno faticoso. Da dire se non lo faccio muoio. C'è gente Posso testimoniare che è faticoso. C'è gente che dopo la partita va a riposarsi qua, in barca, si parte, non si sa dove arriva, che è bellissimo, non do obiettivi, non spiego dove vado, non spiego cosa faccio, non mi devono fare domande. Ok? Comunque, vi voglio bene a tutti. Io ricordo che Gloria ha organizzato il Voga Camp che ha avuto uno straordinario successo portando i bambini, avvicinando queste realtà, ma anche i corsi per adulti. Un po' la sfida che tu un po' hai lanciato all'ITS Last e ho sbagliato, scusatemi, all'ITS Turismo Veneto e vedo qui c'è la direttrice Enrica Scopel e il docente Mauro Riva. Se alzate la eccola là, eccola. Scusatemi, ho letto la riga sbagliata, perdonatemi. E è quello di estendere questi corsi e queste metafore educative non solo al periodo estivo dove magari a qualcuno gli viene voglia di vogare, ma portarlo tutto l'anno, quindi cercare di coinvolgere maggiormente le persone in quello che è appunto l'esperienza complessiva. So che avete appena portato i ragazzi a vogare, vedo anche qui Michele Tagliavini che è il project manager di Upskill, che ha vogato pure lui, quindi l'ha avvicinato a una realtà. abbiamo le foto. C'è il mondo. Grazie ancora Gloria, un altro applauso. Adesso passerei la parola dall'altra parte a Orsetta Rocchetto di Rimani. Io devo dire, l'uomo in marketing che è in me, Rimani è un brand geniale, un simbolo anche di molte cose che abbiamo detto oggi, che ha fondato insieme a Lisa Della Valentina, quindi sua compagna in questa avventura, un negozio che non è solo un negozio, ma che è un po' già diventato un punto di riferimento per molti veneziani, che ha messo insieme il concetto di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità sociale. Voi appunto avete portato avanti questa idea di diventare non semplicemente un luogo dove uno può comprare, no, con i criteri della sostenibilità, ma un luogo di incontro, un nuovo luogo di incontro per la città e per i veneziani. Sì, buongiorno a tutti, appunto sono Orsetta Rocchetto insieme a Lisa Della Valentina, che siamo amiche da una vita, abbiamo deciso di aprire un negozio di vicinato. Entrambe abbiamo competenze molto diverse, per cui io sono laureata in design e sono
artigiana nel tempo libero, oltre che collaborare con l'Università di San Marino. Lisa invece è laureata in giurisprudenza e quindi si occupa, abbiamo diverse mansioni all'interno, diciamo, della nostra azienda. Sì, è un negozio di vicinato, nel senso che vendiamo dei nostri prodotti, perché Lisa ha anche un'azienda agricola sul Montello dove produce marmellate, succhi, vino, eccetera. Io appunto con le mie produzioni artigianali, ma non solo, vendiamo alimenti sfusi, detersivi alla spina, saponi al taglio e cosmetica solida. È un negozio che, anche rispetto a tutti i discorsi che si facevano prima, credo che la parte importante di questa città, oltre al fatto di rimanere, esserci e viverci, sia quella di dare dei servizi, perché è vero, ci sono bisogno di spazi, abbiamo bisogno di artigiani. È interessante la questione che si diceva prima del rapporto, no, tra, però è un rapporto, come abbiamo detto, mi sembra naturale, cioè prima c'erano più abitanti, c'erano più artigiani, ora ci sono meno abitanti e naturalmente gli artigiani sono diminuiti. Io ecco, credo che i servizi, e infatti la bottega di vicinato sì, è un luogo naturalmente di incontro, perché le botteghe e poi Venezia, essendo così com'è, appunto urbanisticamente incredibile rispetto al resto, insomma, determina la chiacchiera, no? La convivialità, i vicini, le altre botteghe, quindi questo è un aspetto che non avevo considerato perché non ho mai fatto questo mestiere, però diciamo è naturalmente accaduto ed è bello e fa parte, ecco, della qualità della vita, cosa appunto credo questo. Diciamo, avete lanciato una sfida ambiziosa ai ragazzi, questa volta sì, dell'ITS Last di Verona, quindi vedo Michele Zavatteri che è sempre qui e Tiziana Obici che è il project manager di Upskill, che è quello di allargare le relazioni attraverso il digitale, ma anche l'idea di studiare, di portare Rimani da un progetto puramente veneziano a trasformarlo in qualcosa che possa andare oltre Venezia. Sì, o anche sviluppando magari appunto anche a Venezia con eventi, con altre relazioni con artigiani. Poi sì, tanta gente entra in bottega e ci chiede se siamo un franchising. No, non lo siamo. Ma magari lo però, sarete. per carità, ecco, mai dire mai nella vita. Grazie. Grazie a voi. Per questo bellissimo progetto. Adesso passerei la parola a Francesca Rizzi, che è fondatrice di Sulla Luna, che è un nuovo, non saprei come definirlo, però mi hai spiegato che vuoi mettere insieme il prosecco con l'illustrazione. Hai aperto un locale che vuole costruire un ponte tra questi due mondi che apparentemente sembrano molto distanti. Tu vieni da un'azienda agricola che produce prosecco e hai deciso di combinare queste due passioni in un luogo originale. Quindi raccontaci un po' brevemente che cosa hai fatto. A Rodolfo a vivere a Venezia 9 anni fa. Sono di origine armena e ho passato la mia vita fra Milano e Ventotene, che è una piccola isola a nord di Ischia, tra Ischia e Ponza. Siamo tornati a Venezia per dare la possibilità ai nostri figli di studiare e Venezia ci sembra la città ideale dove la qualità della vita fosse quella che cercavamo, cioè una città dove ci sono relazioni, si vive quasi come in un paese, ecco, questo con un respiro però internazionale. Questo io me lo ricordavo dalla mia infanzia, quando venivo a trovare i miei nonni e quando ancora adesso ho tanti parenti qui. Mi ricordavo questa sensazione di città molto umana, molto, con una qualità della vita molto alta. Quindi siamo tornati qui per uno scopo appunto di istruzione, per dare ai nostri figli delle buone scuole. Abbiamo scelto Cannareggio come zona perché aveva una rete di scuole e di vita ancora autentica, ci sembrava. E dopo pochi anni abbiamo trovato un piccolo posto di cui ci siamo innamorati, a 2 passi da casa, e abbiamo pensato perché non coniugare e non dare un luogo, una casa a 2 nostre passioni. Quindi non è stato un progetto studiato a tavolino, non c'è stato un business plan, c'è stato il desiderio di dire questo posto ci piace tantissimo, perché non unire la nostra attenzione per l'agricoltura naturale, il cibo naturale, l'agricoltura sostenibile nel vero senso della parola, quindi
realmente sostenibile. Le tecniche sono tantissime e a volte la parola sostenibilità viene usata un po' a sproposito e la sento in bocca di persone che sinceramente non dovrebbero usarla. Comunque, unire questa attenzione per l'illustrazione. Allora, io vengo da una famiglia diciamo da parte di mio padre, di critici d'arte, così, insomma, non so se è quello, ma io da sempre, da quando ero piccola, ho amato i libri illustrati. Sono vissuto a Milano la mia giovinezza, aveva aperto la Città del Sole in quel periodo, io ero compagna di asilo delle bambine di Carlo e quindi praticamente la Città del Sole ha proposto, forse per prima, una selezione di libri e di oggetti, di giocattoli per l'infanzia di altissimo livello, altissima qualità, prendendo il meglio da tutto quello che veniva prodotto nel mondo, quindi con un respiro molto ampio. E io sono cresciuta un po' con questa passione per l'illustrazione, perché io ritengo, ho due convinzioni, che l'illustrazione unita a un testo di qualità possa amplificare, completare, dare delle suggestioni potentissime e che quindi la combinazione delle due cose possa arrivare a una qualità talmente alta da essere, diciamo, goduta da un pubblico molto più vasto di quello che magari si pensa sia soltanto il pubblico infantile. E poi sono convinta, io ho studiato filosofia, che l'infanzia, non lo dico io, insomma l'ho letto, ci sono critici importanti che l'hanno sostenuto e lo trovo perfetto, che l'infanzia sia un'occasione filosofica, quindi sia il momento della vita dell'uomo in cui proprio la filosofia è espressa in maniera semplice, diretta, esistenziale. E quindi, ecco, queste sono le nostre passioni. Quando abbiamo aperto è stato veramente abbastanza incosciente come passaggio. In banca non potevamo parlare di libri, dovevamo dire che eravamo in una zona turistica, che era un bar, eccetera. Però, esatto. Per cui io sono sempre stata un po' da Rodolfo frenata, di non parlare di progetti troppo così, che ne sono nella tua testa, parla di cose più base. Più prosaica. Ma la cosa, e concludo, la cosa che mi piace tantissimo è che qual era la mia idea originale? Era se le persone potessero capire quanto sono belli i libri, quanto possono cambiare la vita, che qualità editoriale c'è in Italia. Io ho tutti i libri di Wetlands da sempre, da appena sono nati, insomma. Potrebbero veramente arricchire la loro vita. Allora, invece di pensare a una libreria solo libri, pensare che, e questo in realtà l'ho visto, ha funzionato, pensare che qualcuno potesse entrare per un caffè incuriosito dal posto, che comunque è diverso da tanti altri, e scoprire qualcosa di bello, di poetico, di affascinante, così. Ecco, questa era un po' la mia... Quindi la vera sfida è promuovere questa nuova realtà, l'ITS che avrà il compito di dare una risposta a questa sfida, è l'ITS Servizi alle Imprese di Viterbo, che sono i ragazzi che hanno fatto più chilometri per arrivare fin qui, li salutiamo, c'è anche qui Pierpaolo Ariano, mi sembra, facciamo un applauso, che è il coordinatore. E saranno guidati da Tiziana Obici, che sarà la project manager che guiderà questa bella sfida, che sarà interessante avvicinare, ritoccare una corda dolce con l'illustrazione. Chiudiamo questo percorso, siamo partiti da Burano, ritorniamo a Murano, si parlava naturalmente del vetro soffiato, e parliamo con Enrica Villa, che è Erika Villa, che è responsabile della comunicazione di Rehab, che è un'azienda, una start-up fondata da Matteo Silverio, che ha avuto questa intuizione di partire dagli scarti della lavorazione del vetro soffiato e trasformarlo in una specie di materiale magico, poi definite voi, io non saprei definirlo, che può essere utilizzato attraverso le nuove tecnologie come la stampa 3D per generare qualcosa di completamente nuovo. Quindi siamo partiti da Burano, chiudiamo questo cerchio con Murano. Prego. Sì, Erika. esatto. Allora Rehab è un progetto che prevede, che ha ideato e realizzato la possibilità di dare una nuova vita, un nuovo valore allo scarto di vetro di Murano. Questo perché chi ha fondato questo progetto, e quindi Matteo Silverio, che è un architetto, un designer e anche un esperto di fabbricazione digitale, e Marta Donà, che ha diciamo un background di un'azienda familiare, una vetreria a Murano, si sono resi conto che metà del vetro
che viene lavorato a Murano finisce in discarica. Quindi insomma il 50% è tanto, parliamo di 1000 tonnellate all'anno. E per dare un'idea del volume diciamo sempre che è più o meno pari al volume del campanile di San Marco ogni anno. Questo ha evidentemente un impatto ambientale, ecologico grosso, anche economico, perché costa conferire uno scarto in discarica. E quindi Matteo e Marta si sono chiesti un paio di anni fa, quando è iniziato la ricerca e lo sviluppo, che poi sono sfociate con questa startup, si sono chiesti: ma esiste un modo per evitare che un materiale che in realtà è ancora materiale prezioso finisca in discarica? Perché va in discarica? Perché per essere colorato vengono aggiunti degli elementi che poi lo rendono, diciamo, contaminato, per cui non può più essere riciclato. Così hanno iniziato a fare dei test e hanno trovato un metodo per rendere questi scarti che arrivano al laboratorio, vengono portati dalle vetrerie con le quali abbiamo una partnership, in modo gratuito, perché per le vetrerie è un costo comunque liberarsi dello scarto. E questo scarto viene, diciamo, triturato, polverizzato, viene rilavorato con un legante assolutamente ecologico, e poi vengono creati degli oggetti sia con manipolazione manuale oppure questa pasta, questa sorta di pongo, può essere estruso attraverso una stampante 3D. E qui uniamo quello che è la innovazione, le nuove tecnologie con la tradizione, sia a livello di materiale che anche però a livello di collaborazione tra le vetrerie e questo nuovo progetto, diciamo. Le applicazioni sono moltissime, perché si possono creare dei decori o degli oggetti che hanno degli schemi, una geometria che con qualsiasi metodo tradizionale di lavorazione del vetro non si possono creare. Questi dettagli possono anche ritornare nelle vetrerie ed essere applicati su, non so, i vasi o i bicchieri creati dai mastri vetrai, perché comunque è sempre lo stesso vetro, ha lo stesso codice e coefficiente di dilatazione, per cui una volta che viene passato comunque in forno, non il forno a gas delle vetrerie, ma un forno elettrico, quindi con un consumo energetico nettamente inferiore, però può comunque essere applicato e quindi poi non fa crepe, non si rompe, quindi funziona. Questa idea ovviamente ha una grande possibilità, un grande ventaglio di applicazioni, sicuramente la moda e il fashion, diciamo anche abbastanza di alto livello, ci hanno già contattato, però stiamo anche andando oltre, perché se l'isola di Murano produce così tanto vetro di scarto, se pensiamo all'Europa, in un anno viene prodotto 5 milioni di tonnellate di scarto di vetro piano, vetro che potrebbe essere riciclato, ma non viene riciclato perché Quindi ci sono dei problemi la di sfida filiera. è quella di far conoscere questa innovazione, perché è stata una trasformazione, farla conoscere a creativi che sappiano reinterpretarla in modo originale, e quindi sarà una bella sfida che gli ITS LAS di Verona dovrà affrontare, guidati da Sofia Ressia, che vedo qui in fondo lì, che salutiamo, che ha una bella sfida, e quindi complimenti. Sarà interessante vedere che cosa uscirà da questi progetti. Questo è il grande giro che abbiamo fatto. A questo punto io ringrazio tutte le imprese presenti, ringrazio Upskill, ringrazio la Fondazione e ringrazio Elena Masi, che poi sarà la coordinatrice di tutto il progetto, che coordinerà tutte le attività. Lascio le parole alla fase conclusiva, quindi chiedo al dottor Comin, a Bugliesi e all'assessore di venire qui. Grazie. Siamo in perfetto orario, quindi
credo che possiamo chiamare l'assessore a trarre delle conclusioni di questa giornata e il Presidente i saluti finali. Ci ha messo il microfono. Prego. Se vuoi farlo in piedi, se no... No, ditemi voi. Va bene così. Io sono entusiasta, parto da questo. Prima il professor Miceli diceva che aveva del buon umore quando ha sentito il primo tavolo. Beh, dopo il primo e il secondo, un motivo di confronto per me, cioè sto sfiorando l'esaltazione. Oggi farò fatica a continuare a lavorare. Perché? Perché veramente qui c'è stato tanto stimolo rispetto a dove vogliamo andare. Cioè, intanto amiamo tutti così tanto Venezia da metterci il meglio della nostra intelligenza. Credo che i due momenti, i due tavoli di confronto così, che abbiamo immaginato, che avete immaginato, hanno portato un sacco di stimoli. Ho preso moltissimi appunti. Per cosa fare? Per fare quello che oggi si può fare, che magari qualche anno fa non era così. Ci sono stati degli elementi che hanno cambiato il contesto, sono stati anche indicati prima. Io avevo preparato un intervento, ma devo dire che lo stravolgo perché in effetti dico solo due di cose che avevo immaginato. La prima è che qui ci sono la prima è un problema di narrazione, quello l'abbiamo detto tutti, vale anche per come raccontiamo questa complessità che forse abbiamo capito essere fatta di storie vere adesso, da raccontare tutte, perché hanno lo spirito di verità, che è forse l'elemento originale di cui si diceva prima, però molto contestualizzate. Il potenziale di Venezia non lo ripeterò io perché è molto chiaro a tutti, però due contraddizioni. Pensate che Venezia è al 13° posto in Italia come città smart nella iCity Ranking. Ora ce ne sono un sacco di misurazioni, ma le misurazioni servono per dare un contesto. Tutti noi quando facciamo qualche cosa che dobbiamo anche progettare e programmare dobbiamo partire da dati di contesto. Quindi è altissima, è la prima in Veneto. La prima per numero di attrattività, o meglio per come è conosciuta nel mondo, per richiamo. Pensate che da qui ai prossimi 2 anni è difficile, se non impossibile, trovare una sala per fare un convegno. Ve lo dico perché è capitato anche a me. Quindi il mondo, dopo Covid, noi tutti chiusi in quelle stanze, magari pensando, perché tutti abbiamo usato questo per andare nel mondo, adesso vogliamo andare nel mondo vero e nel mondo bello, che questo è l'altro elemento. Quindi questi sono 2 elementi molto positivi, 2 molto negativi, alcuni li abbiamo già detti, sulla natalità, è che è la città più costosa per chi ci vive veramente. Quindi alcune cose che sono state dette qui rispetto a me, che sono l'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro. Innanzitutto che qui ho interlocutori che saranno capaci con me di fare alcune cose che possano dare la continuità a quello che ci siamo detto, provando a focalizzarla. Perché le esperienze, le storie vere raccontate possono diventare anche dei modelli. Quello che accade a Venezia può accadere anche fuori Venezia. Questo è un altro elemento che abbiamo detto oggi qui. Però per farle accadere qui dobbiamo fare uno sforzo un po' tutti, un po' ordinato. Allora, io da qualche tempo ho la fortuna di confrontarmi con il professor Bugliesi, prima da rettore, oggi lo trovo ancora più libero da presidente della fondazione, magari prima era un pochino costretto dalle regole di un'università che ha tutto quello che deve fare durante. Vale lo stesso per il professor Ferlenga, che ho avuto la fortuna di avere come rettore in UAV e poi ora liberissimo e anche capace di darmi molti stimoli. E ovviamente lo straordinario Micelli, che mi ha trascinato in questa, sì, anche sfidandomi, cioè dice no, non fai abbastanza, non sei abbastanza capace, ma come voi, insomma le cose delle sfide me le assumo tutte. Che cosa facciamo qui velocemente per quanto mi riguarda? Uno, è un tema, non proverò a fare una cosa che farà solo Commin o qualche altro bravo giornalista, che è la sintesi, perché la trovo impossibile da fare. Dico che cosa posso fare io. Allora, primo, il tema dell'educazione. Abbiamo tutti detto che l'originalità è un senso e l'identità altrettanto, ma se non la conosciamo facciamo fatica, e se non la raccontiamo bene facciamo fatica ad emozionare.
L'educazione parte dai più piccolini sul serio. Serio, cioè se noi non raccontiamo ai nostri figli, non smettiamo di dire che in Italia le scuole non vanno bene, grazie alla signora dell'Armenia che ha detto torno a Venezia perché volevo dare una buona istruzione. È così, ma non ce lo diciamo abbastanza. Basta dire che non si può fare qui. Invece noi dobbiamo dire tutt'altro, quello che avete dimostrato voi e che i professori al primo tavolo hanno raccontato ancora meglio. Educazione vuol dire che a partire dalle scuole, dai più piccoli, che noi dovremmo fare questo grande sforzo. Se vi è capitato, e se non è capitato vi invito, così anch'io dico a Micelli che qualche cosa non l'ha fatta, andate a vedere la scuola media, secondaria di primo grado oggi, di Murano. Fanno cose con il vetro strepitose. Il problema è che ci sono 13 o 14 creature del Signore. Quindi l'operazione a ritroso di dire a Murano si può vivere, che quelle scuole sono, guardate, un livello di qualità altissimo, cioè escono, sono valutate dai sistemi nazionali, le scuole delle isole hanno un potenziale altissimo, dalle elementari alle scuole secondarie di primo grado. Qualità altissima nell'insegnamento, matematica, scienza, arte, vivono nella bellezza. In più cercano di fare queste cose molto identitarie, cioè far imparare, far innamorare i bambini, come fa Rogliani con la Voga, far innamorare i bambini della propria storia e della propria identità. Ci dobbiamo sforzare un po' di più, perché se lo fanno solo lì e l'isola è isola di per sé stessa, cioè isolata, non funziona. È anche molto bello da raccontare. Lo sforzo sarà il mio, quello di fare nelle prossime, e ve lo dico tra un attimo, un'iniziativa che tenga conto di Venezia complessivamente. Con il professor Ferlenga, che è anche un responsabile nazionale di un progetto di rilevanza nazionale, strategico, sulla valutazione degli spazi nelle scuole e su una didattica dentro le scuole, cioè come ripensiamo queste scuole per fare in modo che non siano un luogo chiuso. Nelle scuole degli anni 70, mi spiegava bene il professor Ferlenga, a un certo punto abbiamo messo i recinti. Avete visto che sono tutte quelle inferriate le scuole? Per difenderle da chi o da che cosa? Da noi stessi, dai vandali, ma vi pare normale? Le scuole sono il luogo aperto per definizione, aprono la mente, sono aperto nello spazio. Ecco, faremo alcuni assegni di ricerca finanziati col Fondo Sociale Europeo, dedicati solo a Venezia e dedicati in particolare alla valutazione di quelle scuole delle isole. Le 3 isole, quindi, Murano, Burano, Santo Erasmo, per il vetro, il merletto, la Voga, solo per dire una cosa che abbiamo qui, io spero che diventino un oggetto della nostra valutazione d'insieme. Valuteremo come sono le scuole, di che cosa hanno bisogno in termini di didattica e di contenuti, come riusciamo a fare buon orientamento per dire se andate lì avete anche una buona offerta educativa. Perché se non passiamo dall'inizio, poi alla fine non ci arriviamo. Cioè, ci arriviamo per le intuizioni e il coraggio di alcuni di voi, che però in una giornata come questa, diciamo, danno conforto. È il tema della fiducia. Della fiducia che noi, se riusciamo a riconoscere il talento delle persone, anch'io sono molto cattolica e quindi mi è più facile, il talento il nostro Signore ce lo dà e poi noi dobbiamo non metterlo sottoterra. Ce ne dà a diversi di noi e su questi dobbiamo investire. Pensiamo che la nostra comunità ha un grande talento, non solo del singolo, ma della comunità educante, della comunità in cammino di Venezia. Venezia ha dei talenti pazzeschi che il nostro Signore ha dato e che l'uomo ha saputo mettere a frutto. E il potenziale futuro? Ed ecco la seconda cosa. Il potenziale futuro è che la città, tra gli elementi di delicatezza e di potenziale, è la più vecchia d'Italia, di sicuro del Veneto. Col potere d'acquisto più basso rispetto al potenziale, allora dice come facciamo con questi giovani a portarli qua? Però ci sono altri 2 elementi molto significativi. Pensate che qui c'è maggiore fame di formazione. Cioè, fatto l'indice che io ho di tutte le province del Veneto, anche molto dinamiche, qui si fa più formazione che altro. C'è proprio una richiesta, segno che c'è fame. Ecco perché è cambiato il contesto. Io lo vedo come dato positivo. E quindi qui su Venezia faremo una grande azione di formazione, perché nei prossimi anni, quest'anno 2023 è l'anno delle competenze, la Unione Europea dà a ciascuna regione italiana risorse significative
Il Veneto ne ha nei prossimi 6 anni, solo per quanto riguarda il capitale umano, circa 1 miliardo. Non possiamo non avere un progetto dedicato, organico, con tutta la complessità raccontata da Venturini e da voi, un progetto che titoli Venezia. Perché Venezia è un'idea, Venezia è una missione, Venezia è un sogno, Venezia è un'utopia, come si diceva anche ieri in un altro convegno, realizzabile rispetto a dell'origine che ha e la sua capacità di trasformarsi. Perché quell'idea che sia tra le città anche più smart, cioè più innovative, noi la dobbiamo declinare. Come lo facciamo? E chiudo. Lo facciamo con anche, e questo è stato forse l'elemento che ho più apprezzato perché l'aveva spiegato, ma io ero stata probabilmente una studentessa distratta, Micelli, questa cosa bellissima degli ITS affidati alle nostre aziende e alle migliori, cioè quelle che hanno detto io ci sto. Perché guardate che i percorsi di ITS, cui il Veneto ha investito molto, e io ho la fortuna di averli visti dall'origine perché sono un assessore vecchio, ma io da quando l'ho visto arrivare, abbiamo fatto degli investimenti straordinari e oggi il risultato non è un dato quantitativo. Io vi posso dire che il 100% di questi ragazzi sono occupati, ma ve lo dico perché i numeri li ho. Ma non sarà quello a rendere affascinante il percorso. I ragazzi, i giovani oggi, hanno altri tipi di bisogno. C'è stato uno studio molto interessante pubblicato da Union Camere del Veneto qualche mese fa, dove ci restituiva che i giovani hanno più a cuore il tempo che non lo stipendio. Hanno più a cuore la qualità della vita, la propria e quella della dimensione attorno a loro. Ecco perché la parola BIP, che non diremo, cioè sostenibilità, è molto interessante per loro, no? Hanno altre idee, ma hanno un potenziale che è quello sempre tipico dell'uomo, perché l'uomo, la sua natura, è sempre la stessa, grazie a Dio. Allora, questi ITS, che sono percorsi così flessibili, dinamici, dedicati al sistema di imprese a cui parlano, per cui il 50% di docenti almeno viene dal mondo del lavoro e dell'impresa, per cui il 50% almeno delle ore è all'interno dei percorsi di vita vera, cioè di lavoro, questo li rende straordinari e non sono rigidi. La differenza col mondo universitario, dei percorsi universitari, che ha quel modello, quel docente, è che qui ogni biennio è rinnovabile. Ecco, su Venezia, dall'emersione, come è stato detto, di una grande innovazione tecnologica di cui possiamo cambiare la narrazione. Oggi il MOSE per l'Italia, guardate, quando vado in giro a parlare, ma capita anche a voi, si stupiscono che funzioni. Ci dicono che è sostanzialmente equivalente alla peggiore corruzione della storia d'Italia, che mi sembra anche un po' un'esagerazione, ma in più dicono, ma funziona veramente? Oh, ma cosa siamo riusciti a non dire fuori? Beh, grazie al MOSE emergono parti di Venezia e Venezia è una città il cui spazio è già definito. Lo rigeneriamo? Sì, come? Magari proprio con questa idea di nuova vita, di creatività, che non è un'intuizione. La creatività è educazione, quindi chiudo come ho iniziato. È solo con l'educazione che noi cambiamo il nostro linguaggio. Ecco, noi faremo questa iniziativa. Io ho già detto che a qualcuno, ma insomma sicuramente ai 3 docenti di cui ho parlato, facciamo un primo esperimento. No, mettiamo una bella cifra, dai 3 ai 5 milioni di euro, per un progetto dedicato solo alla rigenerazione della vita, del lavoro attraverso la formazione in Venezia, che riguardi i giovani, gli occupati, i disoccupati, le imprese che ci sono, perché noi questo dobbiamo fare con una chiara visione legata all'inserimento di questi giovani creativi dentro un mondo che ha un'originalità profonda, un'identità grande, a cui spesso non diamo abbastanza attenzione. Grazie. Michele, puoi chiudere? Sì, io chiudo tanto ringraziando l'assessore che ha sempre una particolarità che io apprezzo molto, a parte essere estremamente lucida nelle cose che dice, originale, veramente la persona che ho sempre visto chiudere gli eventi e stare dall'inizio alla fine. Questo mi sembra veramente un tratto che è prezioso. Io avevo avuto molti momenti di scambio nella mia vita precedente e in questa, ho sempre trovato un interlocutore veramente
lucido e anche stimolante, no? nella progettualità. Grazie. Io per concludere vorrei dire due cose. Una che diciamo, sono contento, questa avventura è nata, come ricorderà Stefano, ai giorni della pandemia, un 4 gennaio 2021, in cui una passeggiata in una Venezia totalmente deserta mi ha proposto, no, perché non facciamo questa cosa di upskill, e mi è sembrata una bella idea. Poi gli organi della Fondazione l'hanno adottata, lo staff, che ringrazio, ha seguito e gli ha dato realizzazione, upskill ha reagito, e insomma poi questa cosa ha contaminato, no, un po' il mondo delle fondazioni, poi replicandosi in vari luoghi, sempre apprezzato. Ecco, in questo senso abbiamo fatto una delle cose che la Fondazione deve fare, che è sostenere uno dei suoi settori, e creando una connessione con un progetto innovativo. L'altra cosa di cui sono contento è che quello che io spero, quello che io credo debba impegnare la Fondazione, sia un'attività in progetti che poi si autosostengono, si generano, crescono e vivono una seconda vita che non è più legata alla Fondazione, al sostegno che la Fondazione può dare, perché insomma, si chiama economia generativa e quindi deve essere capace di generare. In questo ci servono compagni di viaggio e, come dicevo, ho sempre trovato una compagna di viaggio nella regione, nell'assessore, che oggi lo ha detto, me l'ha detto anche altre volte, è disponibile a interpretare questo, che è un'idea che ha un significato, ha uno spessore e un impatto, un potenziale impatto significativo, ecco, impegnare risorse importanti che la Fondazione non può mettere a disposizione. Però abbiamo acceso una fiammella e a questo punto la capacità di trasformare questo in un progetto con grandi ramificazioni, grande impatto esiste, nella misura in cui c'è la disponibilità di amministratori illuminati che abbiamo qua a fianco. E poi abbiamo interpretato anche questo ruolo di interpretazione della complessità, no? Ne abbiamo parlato. Noi alla fine siamo un ente territoriale, un ente che vive di investimenti e delle rendite di quegli investimenti, e quegli investimenti mette a disposizione di un territorio interpretandone le istanze, catalizzando le forze che ci sono in campo, lo diceva prima Massimo Venturini. Dobbiamo mettere assieme le cose, integrare, catalizzare, far sedere a un tavolo, dando un indirizzo. Ecco, credo che questo indirizzo abbiamo dato, il nostro ruolo è questo, e insomma, la giornata di oggi, a parte la qualità davvero stellare dei panel, questo risultato mi sembra che ci testimoni che stiamo facendo la cosa giusta, e di questo sono molto felice. Grazie anche a chi ha pensato tutto questo e grazie a voi che siete intervenuti. Grazie. Alla prossima. Sì, l'appuntamento appunto è al prossimo incontro. Grazie. Grazie a te. Io cambio.